Buongiorno, buon inizio di settimana, benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi nella puntata avremo ospiti in studio Silvio Pacor della Lista di Piazza e Luca Salvati del Partito Democratico, quindi se vorrete dialogare con loro potrete farlo come sempre chiamandoci qui in diretta al nostro solito numero oppure scrivendoci una mail al consueto indirizzo. Avremo naturalmente anche la nostra rassegna stampa che comincia però come sempre con le previsioni del tempo. Allora andiamo a vedere il sito della Osmerarpa regionale. Lunedì 30 giugno, quest'oggi al mattino cielo sereno poco nuvoloso, in giornata caldo ovunque, specie in pianura, dal pomeriggio sui monti variabilità con la possibilità di qualche rovescio e qualche temporale, più probabili verso il Cadore, anche in pianura non si esclude qualche temporale verso sera, ma con maggiore probabilità nella notte verso martedì. Quindi martedì 1 luglio di notte al mattino saranno possibili temporali sparsi anche su pianura e costa. In giornata su pianura e costa prevalenza di cielo poco nuvoloso e farà caldo con buona moderata che dal pomeriggio lascerà posto alla brezza. Sui monti il cielo rimarrà variabile con locali rovesci e qualche temporale, previsione ancora incerta. Mercoledì 2 luglio prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso con caldo ancora intenso su pianura e costa di pomeriggio. Al mattino sulla costa soffierà buona moderata, poi brezza. Sui monti cielo poco nuvoloso, localmente variabile con temperature sopra la norma. In genere la temperatura sarà circa 5 gradi oltre la norma, oltre il normale. Questo è il quadro meteo per quanto riguarda queste giornate. Nel sito dell'Osmerarpa regionale andiamo subito a vedere le prime pagine dei quotidiani che sono in edicola oggi. Allora lunedì 30 giugno il piccolo di Trieste analizza un fenomeno sulle imprese, straniera un'impresa su 7, ancora in crescita le aziende guidate da persone giunte da altri paesi, in vetta romeni, albanesi e cinesi, costruzioni e ristorazione i settori di maggiore incidenza in regione, individuale la maggioranza delle attività. Lo scenario e le leve azionate, mancano addetti ma l'occupazione femminile resta bassa. Questa è l'analisi di oggi del piccolo. Il commento di Giulio Bucciuni, una scuola di imprenditoria per il nord-est, questo è il suggerimento, e poi l'iniziativa Volontari per l'ambiente, nasce il registro regionale. La cronaca di Trieste, Consiglio Comunale, l'assestamento estivo e le tariffe Tari, le nuove tariffe della Tari, un debito fuori bilancio e l'assestamento estivo da 16 milioni di euro. Oggi si riunisce il Consiglio Comunale, all'ordine del giorno non ci sarà però la cabinovia, bensì un pacchetto di delibere urgenti che rischiavano di finire bloccate. Centenari e oltre a Trieste sono 138, solo 18 gli uomini, quindi una grande maggioranza di donne. Vediamo anche la tipica domenica estiva triestina, tra caldo e cantieri la riviera presa d'assalto, pienone a Barcola nella giornata di ieri, domenica contrassegnata dal grande caldo. 5 le zone dei lavori aperte lungo Viale Miramare, tutti operativi gli stabilimenti balneari. Frontale tra due auto, anche il cane portato in ospedale, successo ieri a Trieste dove il ciclismo tricolore ha fatto festa qui a Trieste, la partenza del campionato italiano. Ancora dal Veneto, dal Cadore, nuovi crolli sulle Dolomiti, San Vito coperta di polvere, e poi ancora pioggia di missili da Mosca, Kiev punta alle mine anti-uomo e parla Prodi, via il voto all'unanimità, solo così l'Europa può salvarsi. Stessi titoli internazionali sul piccolo in versione nell'edizione di Gorizia Monfalcone. Vediamo 30 nuovi alloggi nell'area ex Locchi con il social housing a Gorizia, e poi a Monfalcone 10 vigili puntano ad andarsene, ambiente difficile. Ancora molestano i passanti e aggrediscono anche un autista, è successo ieri a Grado. Ancora è qui il ciclismo tricolore, la festa dell'arrivo a Gorizia. Andiamo a vedere altre notizie su altri quotidiani. Il Corriere della Sera, Putin l'attacco più duro, Zelensky apre all'uso delle mine anti-uomo, Trump l'Iran era vicino all'atomica, sull'Ucraina 500 tra missili e droni, la Polonia fa decollare i jet, Kiev esce dalla convenzione di Ottawa. L'addio, Knight, il cane eroe del Ponte Morandi, viene riportato oggi sul
sul Corriere del lunedì, poi multe ai supermarket, lotta alle calorie nei carrelli inglesi. Da agosto scatta la stretta sulle telefonate moleste, stop ai numeri finti. Dopo il corteo a Budapest, Orbán e il Pride, accuse all'Unione Europea, ordinato da loro è ripugnante. Donald e le criptovalute, c'è conflitto di interessi, dice il presidente della Banca d'Olanda. Sicurezza, Cassano, presidente di Cassazione, dai giudici nessuna invasione di campo, la politica ci rispetti. C'è il data room di Milena Gabanelli, numero chiuso e test a medicina funziona così, un approfondimento sul nuovo accesso alla facoltà di medicina, e poi parla Barbara D'Urso, l'addio a Mediaset, i contratti con la RAI, veti sul mio ritorno in TV, spero di no, sarebbe orribile. Ancora andiamo a vedere altri quotidiani, La Repubblica, Ucraina, missili e mine, anche qui la stessa notizia, il più massiccio attacco aereo russo, 500 razzi e droni lanciati su diverse regioni del paese, Kiev annuncia il ritiro dall'intesa che bandisce gli ordigni anti-uomo, dobbiamo difenderci, dice Zelensky. Ancora Schlein, grave silenzio di Meloni sul Pride. Per gli spettacoli, show di Achille Lauro al Circo Massimo, per lo sport Mancinelli dice cari atlete c'è vita oltre la palestra. Torniamo alle guerre, quella nel Medio Oriente, a Gaza raid e ordine di evacuazione, ma Trump spinge ancora per la tregua. E poi voli bloccati, scontro sulle cause. Per il guasto al radar di Milano, ENAV accusa TIM che replica noi estranei, opposizioni, Salvini spieghi. E poi il caso cultura, i veleni al ministero, salta la presidente di Cinecittà. La Stampa, incubo dai cieli su Kiev, pace sempre più lontana. L'allarme ONU, l'Iran può riprendere ad arricchire l'uranio in pochi mesi. Dopo l'attacco più violento di sempre, l'Ucraina esce dal trattato sulle mine anti-uomo. Adonis, Islam violento come l'Occidente, le interviste, poi Nguyen, se volete aiutarci boicottate noi americani. La nuova guerra dei coloni, si incendia la Cisgiordania, assalto ai villaggi palestinesi, spari anche sui soldati, e poi vediamo Kusturica inorridito dalla violenza. Qui vediamo soldati israeliani di guardia ai coloni nel centro di Hebron, nella Cisgiordania occupata. L'accordo NATO che diventa solo una via di fuga, il commento, poi Conte 1 milione di no al riarmo, il leader 5 Stelle, e poi l'incontro a Torino, Prodi, la sinistra non vede più la gente. Ancora qui di spalla Albania, ira a destra sulla Cassazione, Cassano denigrare non giova al paese, e poi dazi e mercati, quanto costa liberarsi dal peso dell'incertezza. Il Fatto Quotidiano, riarmo, i big italiani fanno a botte per spartirsi la torta, questa è la lettura del Fatto, i costruttori dell'Aiad contro Leonardo piglia tutto, bombe e poltrone. Vediamo il Fatto Economico, Argentina, il flop Milei, paga i debiti coi prestiti. Ancora sempre sul Fatto Quotidiano vediamo beffa ai poveri senza più reddito di cittadinanza, il bonus Zaia finisce anche ai ricchi, si cumula a disoccupazione, cassa integrazione e pensione. In Ucraina, forti avanzate, raid russi, ora Kiev ricorre alle mine anti-uomo. Il Giornale, 7 giovani su 10 vogliono fare più figli, questi i numeri che il giornale ci dice esclusivi sia del giornale che del Figaro, nonostante soldi, tempo e welfare è un desiderio condiviso, donne più scettiche. La svolta politica è riconoscere il ruolo sociale dei genitori, è il commento. Stop sbarchi selvaggi, migranti, il piano del governo, pronto il decreto flussi, sia 500.000 arrivi regolari in 3 anni. La Cassazione prova a fermare ancora il patto tra Italia e Albania. Annuncio di Donald, TikTok, tra 15 giorni vi dico chi lo compra. Colpa della Russia, guerra asimmetrica, l'Ucraina adesso apre all'uso delle mine anti-uomo. Caos nei cieli, team ENAV, lite sui voli. E poi il commento Bezos a Venezia, l'invidia sociale genera nuovi mostri, il commento di Giovanni Toti. Libero è sempre toga rotta, la Cassazione ci prova ancora, la Corte
Corte da giudizi preventivi sulle leggi, addirittura si sostituisce la consulta. Dopo i rilievi sul DL sicurezza, ora tenta di smontare le riforme sull'immigrazione. Poi ancora, presidente efficace, il giudizio su Trump, leader della pace. Guerra e Pride, Mengoni Propal su Hamas perde la voce. Immobili e mercati, affitti brevi, prezzi ancora in aumento, più 4,7% in un anno. Cala l'offerta nonostante una domanda vivace. Il 32% dello stock arriva dalle eredità. Maggiori oneri e fiscalità non deprimono il rendimento. Gli italiani iniziano a sentire il peso dell'overtourism. È il focus di oggi del Sole 24 Ore. Oro e titoli di Stato, le strategie difensive. Poi ancora per la sostenibilità, dall'idroelettrico più chance per una spinta all'energia verde. Il domani, la tregua Iran-Israele è fragile, Kiev vuole usare le mine anti-uomo, i fallimenti del pacificatore Trump, sabato notte pioggia di droni russi sull'Ucraina. E poi quei milioni di banca progetto a Ricucci. In un'avvertenza con il fisco spunta la consulenza dello studio del vice ministro Leo. La società di famiglia dell'ex furbetto del quartierino, le società di famiglia ne hanno ricevuti 15 di prestito, 15 milioni, dall'istituto, i finanziamenti destinati ad affari immobiliari, il ruolo del medio credito centrale controllato dal Ministero, dal MEF. Allora, vediamo ancora, torniamo sul piccolo per vedere altre notizie vicine a noi, a cominciare da questo approfondimento appunto sulle imprese in Friuli Venezia Giulia. Imprese, il 14,5% è straniero, romeni, albanesi e cinesi in vetta, trend in crescita costante. Qui ci sono alcuni esempi di storie di realizzazioni insomma nel nostro paese, a cominciare anche da Fiorellino, conosciutissima qui a Trieste, si chiama in realtà Xiao Ing Hong, Fiorellino, proprietaria del Caffè Impero, oggi invece in passato è stata la guida del ristorante Shanghai sulle rive. Pioggia di missili russi, l'Ucraina si prepara a usare le mine anti-uomo, attacco record su varie regioni, Kiev chiede il ritiro delle convenzioni di Ottawa, il Cremlino, nessun negoziato se l'Occidente continuerà ad alzare le sanzioni. Gli USA insistono, siti iraniani distrutti, ma l'Agenzia per l'Energia Atomica frena i dubbi sul nucleare. Qui c'è l'intervista che abbiamo visto in prima pagina a Prodi, è ora di farla finita con il voto all'unanimità, solo così si salva l'Europa. Serve un grande referendum che consente all'Unione Europea di agire come durante il Covid. I nazionalismi sono il vero male, da quando sono riemersi non c'è più pace. Trump ama i leader solitari e dittatori, il 5% del PIL per la difesa, noi non ci arriveremo. Gaza è finita, distrutta, dice ancora Prodi. Albania, alto là della Cassazione, l'abbiamo già visto anche su altri quotidiani, il piano mette a rischio i diritti, la relazione della Suprema Corte sul protocollo, rilevati dubbi di costituzionalità su possibili violazioni e disparità di garanzie, si riapre lo scontro con le toghe, l'associazione magistrati chiede più rispetto. In arrivo il decreto flussi, altri 500.000 lavoratori in 3 anni, 50.000 in più, le quote ammesse per colf, badanti e stagionali. Una norma per i casi giudiziari, più tutele per i medici, denunciato 1 su 3. Meloni al lavoro sull'Ucraina, attese 100 delegazioni. A Roma il 10 e 11 luglio la conferenza per la ricostruzione, a guerra ancora in corso. Parlando invece di ambiente, volontari a difesa dell'ambiente, nasce il primo registro regionale. Scocimarro dice riconoscimento doveroso per i tanti cittadini impegnati a tutela del territorio, previsti anche corsi dell'ARPA, tra le attività la pulizia di aree verdi e marine, le iniziative di sensibilizzazione e la partecipazione ai monitoraggi. Una di queste campagne di pulizia dei fondali è andata in scena sabato alla Sacchetta a Trieste, qui la vediamo in questa foto, ma ce ne siamo occupati anche noi con un servizio appunto di questa, tra le tante operazioni di pulizia, in questo caso ad opera per iniziativa insomma della Lega Navale. Rivediamolo insieme.
L'appuntamento è di quelli che si ripetono e tuttavia la mattinata che il gruppo ambiente della Lega Navale organizza per ripulire i fondali è anche occasione per testare in maniera magari empirica persino lo stato di salute del mare. Chi va per mare, questa categoria di cittadini, non inquina praticamente più, però eventi atmosferici, labora, portano in mare dei rifiuti. Questa è l'occasione buona per rimuoverli. In ogni caso l'appuntamento fa parte di una serie di iniziative di sensibilizzazione che la Lega Navale ha da tempo intrapreso, non ultima la campagna contro i mozziconi di sigarette gettati in mare. Finiremo anche le iniziative ambientali per quanto riguarda l'educazione, soprattutto per il recupero delle plastiche, quindi tutti i sistemi, tutti i rifiuti che vanno riciclati, abbiamo dei punti di raccolta e poi anche avremo un momento di attenzione sullo spreco dell'acqua dolce, quindi cercheremo di limitare con dei sistemi di chiusura automatica sui pontili. Paradossalmente nel corso degli anni il rifiuto più ingombrante ripescato dai volontari sembrerebbe appartenere ai diportisti. Tra i rifiuti che abbiamo trovato negli vari anni che facciamo questo intervento, i rifiuti più importanti, più pesanti e più impattanti sono i copertoni, i pneumatici come cosiddetti, che incredibilmente come fanno ad arrivare anche di camion di misura grande. Purtroppo alcuni diportisti li usano come parabordi e questo non è consigliato, primo perché sporca la barca, secondo perché quando si rompe la cima che li trattiene vanno sul fondo e diventano un inquinamento pesante. Da tempo a fianco della Lega Navale per questo tipo di iniziative è presente la Regione e stamani l'assessore Scocimarro ha inteso ribadire questo impegno. Noi continuiamo ad appoggiare con l'attività della Regione questo tipo di sensibilità ambientale, dai più piccoli, dai bambini dell'asilo fino ai più grandi, ma soprattutto andiamo a far sì che questo diventa veramente un mantra per tutti per avere un mare più bello e migliore. Trieste la qualità è buona e quindi non ci possiamo lamentare, anzi non c'è inquinamento praticamente nel mare e eventi come questi vanno a verificare, in questo caso i pochi rifiuti che ancora troviamo sott'acqua, ma ripeto dovuti non all'inciviltà di chi va per mare ma purtroppo agli eventi atmosferici. Allora, torniamo a parlare d'ambiente con la lettura dei giornali, sempre sul Piccolo, l'edizione di Trieste, ma insomma nelle pagine dell'attualità italiana. Nuovi crolli sulle Dolomiti, San Vito imbiancata, un boato alle 3 del mattino, tetti, strade e auto coperti dalla polvere. Qui vediamo anche tante fotografie, sembrava nebbia, sembrava di essere a Milano d'inverno, con la nebbia a limitare la vista, così si presentava a San Vito di Cadore a partire dal cuore della notte. Qui vediamo ancora la Croda in marcia, dovremo attenderci ulteriori cedimenti nei prossimi mesi, dice l'esperto, il geologo bellunese Luca Salti, che conosce le Dolomiti come le sue tasche. Allora, caos voli per un guasto ai radar, scambi di accuse tra ENAV e TIM, stop al traffico aereo a nord-ovest per 2 ore, impatto 320 voli, si cercano le cause dell'avaria. Anche Ronchi è stato coinvolto, però non è stato danneggiato, ma accoglie i 2 aerei deviati dal nord Europa. Nessun volo cancellato al Trieste Airport, ma c'è da gestire l'arrivo imprevisto di passeggeri dall'estero. Alcuni viaggiatori passano la notte all'esterno. Qui vediamo alcune immagini. In 30 anni non ho mai visto niente del genere, dice Marco Consalvo, uno stop simile solo dopo l'11 settembre, quindi insomma un caso che probabilmente non è stato gestito nel migliore dei modi. Parliamo sempre di viabilità, di traffico, ma traffico cittadino automobilistico per lo più. Allora sentiamo al telefono l'assistente scelto della Polizia Locale, Marco Cernecca. Buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i telespettatori. Allora inizierei con la situazione attuale che vede poco traffico sulla rete cittadina e non abbiamo segnalazioni al momento di intralci o incidenti stradali. Questa notte le nostre pattuglie sono state, hanno avuto degli interventi di routine, non di grossa rilevanza, a parte un sinistro in via Brigata Casale che ha visto coinvolti 3 veicoli con feriti carattere lieve. Altre cose oggi non sono in programma, in agenda in riferimento a manifestazioni o quant'altro. Ricordo solo una nota
Da parte di ANAS, da oggi e fino al 5 luglio sono previsti dei lavori con orario dalle 7:30 alle 18:30 al chilometro 142 più 740 con restringimento di carreggiata e quindi senso unico alternato per riparazione della rete idrica. E come sempre oggi, come ogni lunedì, iniziano varie, le classiche ordinanze lavori, quindi divieti temporanei in varie vie cittadine, quindi ricordo alle persone di spostare i veicoli se sono in divieto. Altro non avrei da ricordarvi, per cui vi ripasserei la linea augurando una buona giornata. Grazie, buona giornata anche a lei e ai suoi colleghi, buon lavoro. Noi andiamo avanti a leggere il giornale e vediamo che anche sul Piccolo viene dato conto della fine, insomma, di questa 3 giorni di matrimonio. Bye guys e Bezos volano via, ora la crociera nel Mediterraneo, gli sposi lasciano Venezia dall'aeroporto del Lido, il creatore di Amazon amareggiato per le proteste, il party finale tenuto all'Arsenale delle Tese ricorda la Serenissima, non ci sono Lady Gaga ed Elton John, Usher intrattiene gli ospiti, l'ultima sfilata dei VIP da Leonardo DiCaprio alle Kardashian, mentre Mick Jagger tiene il profilo basso, c'è ma non si fa vedere. Queste insomma le ultime da questo matrimonio VIP. Sbaglia chi attacca le nozze, l'overtourism è ogni giorno ma non ci sono interventi, dice l'esperto di economia del turismo Van der Borg, che prende in esame l'evento. Chi contesta è frustrato dall'inerzia del comune sui disagi quotidiani, e questa è anche una lettura assolutamente veritiera, insomma, per quanto riguarda, immaginiamo, chi abita a Venezia. Giovane uccide il patrigno colpendolo con l'escavatore, l'omicidio in Dalmazia, un ragazzo ha ammazzato l'uomo e ne ha sepolto il corpo, ignote le cause del gesto violento, inquirente lavoro, l'accusato rischia 40 anni. Ancora le manifestazioni in Serbia, gli scontri nella notte a Belgrado, 80 arrestati e 50 poliziotti feriti, guerra di cifre sull'adesione ma la stima è di 140.000 presenze, Vučić niente perdono per i fermati. Quelle di sabato sono state le prime violenze dopo 7 mesi di mobilitazione, questo è successo a Belgrado in Serbia. Allora vediamo Trieste, la cronaca di Trieste, si torna in aula, nuove tariffe, Tari e assestamento da 16 milioni. Oggi il Consiglio Comunale dedicato a delibere di bilancio, in arrivo fondi per cultura e sociale, giù la tassa sui rifiuti. Qui vediamo le nuove tariffe della Tari con una riduzione media della tassa sui rifiuti stimabile tra i 2 e i 7 euro a famiglia. Un debito fuori bilancio e l'assestamento estivo da 16 milioni di euro destinati principalmente a cultura, teatri cittadini, verde pubblico, scuole, ricreatori e welfare. I lavori del Consiglio Comunale riprenderanno alle 17 di oggi, ma all'ordine del giorno non ci saranno la cabinovia, il flagello della Bora o l'impatto sulle querce secolari del Bosco Bovedo, bensì un pacchetto di delibere urgenti che rischiavano di finire bloccate in fondo a un'aula da settimane ferma sulla contestata variante urbanistica Accesso Nord. Tutti atti da esaminare last minute e mettere ai voti dal pomeriggio alla sera o notte, ipotizza Francesco Codagnone sul Piccolo, anche a costo di ridurre all'osso i margini del confronto, considerando come già nella seduta di dopodomani sui banchi degli eletti torneranno le migliaia di osservazioni dei cittadini contrari all'impianto a fune e da lì l'approvazione della variante potrebbe richiedere molte altre convocazioni. Questo accadrà quindi da oggi pomeriggio alle 17. La maratona sulla variante mercoledì ritocca all'Ovovia, ma il voto finale resta lontano. Bertoli, basta ostruzionismo vuoto, l'opposizione giunta poco credibile, continuano le schermaglie anche a distanza per quanto riguarda appunto la cabinovia di cui lo stesso assessore Everest Bertoli ha parlato anche ai nostri microfoni in occasione della trasmissione Ring, è stato intervistato da Ferdinando Varino proprio sulla questione della cabinovia. Forse possiamo rivedere insieme il servizio, non lo vedo ancora, allora vedremo fra poco.
Ma eccolo qui, sì. Allora, sentiamo che cosa ha detto Ferdinando Avarino, Everest Bertoli nel corso della trasmissione Ring, proprio sulla questione cabinovia, ma anche sul dibattito che c'è in corso in Consiglio Comunale. Vediamo. Si sta componendo quella famosa cosa per cui la cabinovia è modulare. La comunità è modulare. Ecco, allora lei può dirmi in tutta onestà, oggi potrebbe essere, domani dovesse mai partire il primo tratto e poi l'obiettivo è arrivare a Miramare. La cabinovia è un sistema moderno di trasporto, al di là di tutto poi insomma che riduce gli inquinamenti eccetera, un sistema moderno di trasporto sia del trasporto pubblico locale, ma anche sia con una valenza turistica, che può diventare un sistema che si può allungare a rami a piacimento dopo. Quindi dal Molo Quarto può arrivare tranquillamente a Miramare, può arrivare tranquillamente in futuro, ovviamente serviranno finanziamenti nuovi, chiaro, questo certamente, ma può arrivare poi sicuramente a Montegrito, del quale è vero, Rossi lo ha già detto 2 anni fa, e ci stiamo studiando, abbiamo fatto anche degli studi, e nulla vieta nel futuro di implementare su molte parti della città un sistema di trasporto pubblico locale innovativo. Quello che ha detto non è mica da poco, Cioè, cosa vuol dire? Il tram è qualcosa di molto interessante, molto bello, è qualcosa del quale ci siamo affezionati tutti e resterà in funzione, ed è qualcosa di pittoresco e turistico. Con quella linea del tram che abbiamo oggi, il comune di Trieste perde 1 milione di euro all'anno, ci rimette, perché è così, è qualcosa di turistico e lo terremo in funzione. Ma la scelta in questa città... Come Padova, Cioè anche Padova sicuramente, ma qualsiasi. Per i tram. Questa città ha fatto una scelta non 5 anni fa, non 10 anni fa, non 20 anni fa, ma decenni fa, quando ha deciso di eliminare, per esempio sulle rive il tram, le auto, per fare qualcosa di differente. Oggi quando sento il tram da via Flavia sulla linea della costa, che siano le rive e tutto, non mi viene da pensare nulla, semplicemente è la proposta di una opposizione che è entrata in un vicolo cieco, dove la linea l'ha detta il comandante La Terza e il PD esegue, perché è questo il dato politico, dove anche chi voleva avere e pensava di avere un'idea diversa è stato richiamato all'ordine dicendo no, perché l'unico dato politico di questa delibera, poi magari se volete ne parliamo anche dei sondaggi del piccolo e dell'atteggiamento del piccolo, l'unico punto di caduta di questa opposizione su questa delibera è blocchiamo tutto, fermiamo tutto, facciamo vedere alla città che non si è capaci di andare avanti, perché così magari qualcuno pensa che tra 2 anni a sinistra tornerà a fare il sindaco. Allora, queste le parole, anche il fatto che ha incalzato insomma in qualche modo l'opposizione, l'assessore comunale al bilancio. Torniamo al piccolo, torniamo alle cronache, la cronaca degli incidenti che ci sono stati ieri. Allora, frontale a Basovizza, in ospedale anche il cane, leggermente feriti gli occupanti delle vetture, l'animale è stato portato prima a Cattinara, poi in una clinica veterinaria. Frontale tra 2 auto ieri sera in strada per Basovizza, sono 2 le persone ferite accompagnate al pronto soccorso in condizioni fortunatamente non gravi. Poi a Domio insulti e pugni a bordo campo durante la partita, rissa nel campo di calcio di Domio ieri sera mentre era in corso una partita di un torneo estivo. La campagna Sugi e la Guardia di Finanza uniti per prevenire il glaucoma, è stata organizzata la prima campagna del 25 dedicata alla prevenzione oftalmologica a favore del personale del corpo della Guardia di Finanza. E qui vediamo un altro incidente, scontro tra 2 auto a Sistiana, 4 feriti e traffico in tilt. Sul posto 118 carabinieri e vigili del fuoco. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Secondo le prime ricostruzioni, ad originare l'impatto fra 2 autovetture avvenuto a metà mattina nel tratto di strada prospiciente l'ingresso del campeggio di Sistiana sarebbe stata una mancata precedenza. Per fortuna il frontale non ha avuto conseguenze tragiche. 4 le persone coinvolte, una famiglia friulana ed un uomo di origine emiliana. Tutti sono stati presi in cura dal personale del 118, coscienti ed in condizioni non critiche. 3 persone sono ricoverate a Cattinara, una minorenne al Burlo, accompagnata dal papà uscito incolume. L'incidente, fra l'altro, si è verificato lungo il percorso del campionato italiano di ciclismo su strada. Il ritardo riscontrato nella partenza dei ciclisti è stato causato proprio dalla necessità di procedere con i rilievi del sinistro e di mettere in sicurezza il tratto di strada.
Allora andiamo a vedere ancora, sempre sul piccolo, stabilimenti tutti operativi a Grignano, pochi posteggi, usate il Delfino Verde, da Muggia Sistiana sul litorale tutti riaperti, Sirena compreso. Il caldo ha alimentato la caccia all'ombrellone di turisti e triestini. Vediamo qui alcune immagini anche del traffico per raggiungere il mare. Al mare tra caldo e cantieri l'estate mette sotto pressione l'asse di Viale Miramare, i veicoli devono fare i conti con scavi e restringimenti. Qui vediamo la nuova gestione, risolto il nodo dei bagnini al bagno San Rocco, risolto il nodo, venerdì a Muggia riaperto anche lo stabilimento balneare San Rocco che quest'anno ha una nuova gestione e che comprende anche il bar e il ristorante. Sui social sono state pubblicate tutte le informazioni relative alla stagione, prezzi compresi. Allora, queste le novità per quanto riguarda l'estate balneare. Qui vediamo anche le navi da crociera, tra luglio e agosto previste 38 toccate, sono in diminuzione rispetto alle 50 della scorsa estate, ma i viaggiatori restano tanti e stanno invadendo, fra virgolette, la città. Il periodo clou per i giganti del mare. Qui vediamo un'immagine suggestiva di una di queste navi da crociera, però davanti c'è la Palinuro sulle rive. In tutto l'anno in corso nel Golfo di Trieste ne arriveranno 138, erano state di più ben 168 nell'intero 2024, ben riconoscibili per abbigliamento e accessori. In questi giorni i croceristi animano il centro con ombrellini per il sole e ventilatori tascabili. Queste le particolarità di questo tipo di turisti. Allora ci dobbiamo fermare per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo. Bentornati in diretta. Allora sempre qui a Sveglia Trieste, andiamo a vedere ancora i giornali che sono in edicola oggi e torniamo sul Corriere della Sera per vedere le notizie internazionali. Pioggia di missili sull'Ucraina, Zelensky apre alle mine anti-uomo, 3 vittime, abbattuto un F-16, morto il pilota. Kiev esce dal trattato che vieta l'utilizzo degli ordigni. Lavrov contro l'Occidente, usa Kiev come ariete, così il Cremlino sente di avere mano libera. Ancora sempre sul Corriere, Gaza, nuovo ordine di evacuazione, ripartono le trattative per la tregua, continua il caos nella distribuzione degli aiuti, Trump è l'ora di concludere la guerra e qui vediamo le tappe del conflitto, l'enigma Isfahan, le super bombe non lanciate dagli USA, i veri danni subiti dalle strutture, cosa è successo nel bunker che ospita l'uranio degli Ayatollah. Trump scatenato, attacca tutti in TV, l'Iran era un passo dall'atomica, il presidente su Fox, Powell uno stupido, Biden non si reggeva in piedi, c'è un acquirente per TikTok, insomma 360 gradi le dichiarazioni del presidente. I dubbi sulla manovra, i problemi di Tesla, Musk all'arrembaggio, critica ancora il leader. Donald sponsorizza le criptovalute e conflitto di interessi nell'Unione Europea non è tollerato, il presidente della Banca d'Olanda dice rischi per la stabilità. Pride, accuse di Orban all'Europa, ripugnante, l'hanno ordinato loro. Il premier contro la parata di Budapest, la russa, chi si è ricordato dei martiri del 56. La politica, il governo avanti sui centri in Albania, la risposta ai dubbi della Corte Suprema sul patto migranti dopo quelli sul DL sicurezza. Foti di Fratelli d'Italia ci ostacolano. Da noi pareri legittimi, il ministro Nordio lo sa bene, la politica ci rispetti. Cassano, presidente della Cassazione, dice nessuna invasione di campo. I servizi digitali, il commercio, la web tax sul tavolo dei negoziati, il dialogo è aperto, il ministro Giorgetti cerca l'intesa con gli Stati Uniti. Meno calorie nel carrello della spesa, la stretta di Londra contro l'obesità, il governo, possibili multe ai supermercati, i costi delle patologie sulla sanità pubblica. Non servono regole e divieti, ma premiare le scelte giuste, dice il nutrizionista italiano.
radar in tilt, voli fermi, l'abbiamo visto anche in altri quotidiani. Ecco cosa è accaduto, il guasto e le polemiche, lite ENAV team sulle responsabilità, al via l'indagine. Il ragazzo che uccise i familiari oggi ha l'orale della maturità e sogno anche di laurearmi. La strage di Paderno, 3 giorni fa la condanna a 20 anni, in carcere i corsi d'arte e pianoforte. Per 3 telefoni vogliono 2.000 euro, i prezzi degli agenti ai mafiosi in cella. Prato, le intercettazioni in carcere, smartphone in valigia, qui anche 4 ore senza guardie. Ancora sempre sul Corriere della Sera, i fratellini fantasma portati via i genitori, il papà nel cascinale, ma qui avevano tutto. Torino, per il giudice i bimbi erano costretti all'isolamento. 2 bambini, un maschio e una femmina di 9 e 6 anni, sono stati trovati dai carabinieri in un cascinale sperduto sulle colline di Lauriano. Il Tribunale dei minori ha dichiarato l'incapacità dei genitori olandesi di prendersi carico dei piccoli che sono stati affidati a una comunità protetta. Vediamo qui l'approfondimento di oggi del Data Room di Milena Gabanelli. Ingresso a medicina, cosa succede davvero? Decreto Bernini, l'articolo 1 stabilisce l'iscrizione libera, ma il numero chiuso resta, almeno in 60.000 attesi al varco, e queste sono le conseguenze per le 41 università pubbliche. Viene analizzato questo provvedimento, questa novità che è stata molto osteggiata anche dalla maggior parte dei rettori anche qui nella nostra regione. L'addio al cane eroe del Ponte Morandi, era ferito ma salvò 6 persone. Genova, l'ispettrice padrona di Night Spirit, uno di noi ha lavorato fino alla fine. Torniamo sul piccolo per le notizie di carattere regionale. Domani in Consiglio regionale la mozione di fiducia a Fedriga, la settimana in piazza Oberdan. Domani quindi si metterà un punto definitivo alla crisi che si era aperta nella maggioranza di centrodestra a maggio, quando gli assessori di Lega, Lista Fedriga, Presidente e Forza Italia avevano rimesso le loro deleghe nelle mani del Presidente Fedriga. Verrà messa a voto palese e con appello nominale la mozione che illustra il programma di governo fino a fine legislatura, che incorona il governatore del Friuli Venezia Giulia, garante e arbitro della coalizione. Sulla mozione è stata posta la questione di governo, una specie di voto di fiducia. Ne abbiamo parlato anche noi nel telegiornale di ieri con l'intervista proprio al presidente Massimiliano Fedriga, che ha parlato appunto di questa mozione, della questione del terzo mandato, ai microfoni di Umberto Bosazzi. Rivediamo insieme il servizio, risentiamo che cosa ha detto appunto Fedriga al nostro Umberto Bosazzi. Non vedo ancora pronto il servizio, ancora qualche istante probabilmente per prepararlo, eccolo qui. Per la regione Friuli Venezia Giulia, quella che inizia domani sarà una settimana all'insegna di una novità. Quel voto di fiducia sull'esecutivo mai posto nella storia della regione, cui si è arrivati in seguito alle critiche ricevute dal ministro Ciriani per quanto concerne la gestione della sanità in Friuli Venezia Giulia. Nei giorni scorsi il presidente della regione, Massimiliano Fedriga, aveva negato che la mozione intorno alla quale il Consiglio discuterà martedì possa essere considerata una sorta di redde rationem nei confronti del ministro, esponente di Fratelli d'Italia. Un percorso che prosegue insieme, che viene espresso attraverso un voto di fiducia da tutta la maggioranza che è stata scelta dai cittadini di questa regione, punto. Vogliamo andare avanti esattamente come abbiamo fatto in questi anni. C'è un altro problema che riguarda la politica nazionale, quel terzo mandato che pare definitivamente affossato dopo la bocciatura in Senato. Anche in questo caso Fedriga nei giorni scorsi ha voluto precisare intanto un dato legato alle scadenze politiche più prossime. La regione Friuli Venezia Giulia e questa amministrazione durerà fino al 2028, quindi non c'è nessun problema sul Friuli Venezia Giulia in questo momento. Poi, anche in qualità di presidente della conferenza Stato-Regioni, Massimiliano Fedriga ha riassunto lo stato dell'arte della questione terzo mandato nel modo al momento più definitivo. Ci
stiamo occupando di moltissime cose in modo serio, sia come conferenza che come Regione Friuli Venezia Giulia. Non vivo tutto il giorno pensando al terzo mandato, un mandato è sicuramente un mandato che ho ricevuto dalla conferenza per cercare di interloquire con il governo. Continuerò a fare questo, come continuerò a interloquire su affari molto più importanti che riguardano per esempio i fondi europei, penso al PNRR, ma penso al Fondo Sanitario Nazionale, insomma tantissime questioni di cui la conferenza si occupa. Allora, poi vedremo anche il servizio che riguardava la partenza del campionato di ciclismo di ieri, ma andiamo nuovamente sul giornale, ci arriviamo proprio qui sul giornale. Allora, arriva il tendone al Muja Busker Festival, il centro di Muggia si trasforma in circo, periodo di chapiteau a Trieste e a Muggia c'è il Cirque du Soleil e anche questa bella manifestazione che torna ancora a Muggia. L'avanzo di bilancio destinato a manutenzioni e progetti a San Dorligo della Valle, ancora la festa alpina a Duino Aurisina, a Trieste la Dunata del 2029, il raduno del campo sportivo di Visogliano tra cori, mostre e libri, l'auspicio di Scoccimarro, la Regione sostiene la candidatura. Ne abbiamo parlato anche noi in un servizio ieri con questa festa degli alpini a Duino Aurisina e questo endorsement insomma dell'assessore Scoccimarro perché la prossima adunata avvenga proprio qui a Trieste. Vediamo. La festa degli alpini oggi a Duino Aurisina ha visto la presenza dell'assessore regionale alle politiche ambientali Fabio Scoccimarro. Bella festa alpina qui a Duino Aurisina con tutti gli amici alpini qui riuniti oggi a portare avanti il messaggio non solo di ricordo del servizio militare ma anche di volontariato, delle opere importanti che fanno. Oggi anche cultura con un bellissimo libro sul reduce della Russia e poi un messaggio importante vogliamo lanciare con tutte le associazioni di Friuli Venezia Giulia. Da bravo comunicatore l'assessore ha lasciato per ultimo il dato più importante e decisamente più gradito alle penne nere del territorio. La candidatura di Trieste al raduno alpino del 2029 quando ci saranno stati 5 anni del ritorno di Trieste d'Italia e 100 anni dell'Associazione Nazionale Alpini, quindi un grande evento che la Regione vorrà appoggiare e auspico che questa candidatura abbia successo. Trieste ha già ospitato le adunate nel 2014, nel 1984, nel 1965, nel 1955, nel 1939 e nel 1930, 6 volte, un record che divide con Torino e Genova dove l'adunata si svolgerà nel 2026. La candidatura per il 2029 era stata lanciata qualche tempo fa, timidamente, con l'appoggio della Regione avrebbe decisamente più chance di riuscita. Allora, questa è la questione della festa degli alpini. Torniamo sul giornale, andiamo a vedere che ieri c'è stata anche Emma a cena a Trieste aspettando il concerto in attesa di cantare nella laguna di Grado in Marano assieme all'amica e collega Elisa per il terzo e ultimo concerto di Tramonti a Nord-Est. Emma Marrone ha trascorso la serata di sabato a Trieste dove ha mangiato al ristorante Bracerie Venete. A Don Carlo la medaglia bronzea della città nei 50 anni di sacerdozio. Qui vediamo il sindaco di piazza che conferisce questa medaglia. Insetti, una vita tra i pericoli con effetti su tutto l'ambiente, l'approfondimento oggi che troviamo sul piccolo. Andiamo a vedere ancora, sempre sul piccolo, la pagina delle culture. Albert Speer è una battaglia con la verità. Adelphi pubblica il saggio tra la storia e inchiesta della britannica Gitta Sereni in cui l'architetto di Hitler diventa cardine della riflessione sulla connivenza. Ancora serata di corti made in Trieste a unirli il filo dell'ecologia. C'è la 3 giorni di Book Week Gorizia Capitale, Nicolosi, la mia avventura tra calcio e management. Venerdì al festival l'arbitra che ha raggiunto il vertice presenta il libro Decido io, dal sogno alla Supercoppa. Manuela Nicolosi allo Sport Business Forum di Belluno, la vediamo qui in un'altra situazione. Allora,
Allora, vediamo ancora per quanto riguarda i concerti, Marlene Kunz con l'orchestra, con l'orchestra sul palco dello Sherwood, prima tappa il Festival Padovano, poi Firenze e Ostia, ma per la pagina delle culture, l'abbiamo intravisto prima, abbiamo parlato anche del Giro di Boa al quale si avvicina il circo, il Cirque du Soleil qui a Trieste, ne ha dato conto anche il nostro Umberto Bosazzi nel prossimo servizio. L'arte di fare il circo e fare quello impossibile sembrare facile. Questa è l'arte precisamente, no? Questo che dobbiamo, per noi è difficile, a volte non abbiamo fatto tutto 100%, sai? Anche noi sentiamo 100% bene e lo facciamo comunque lo stesso. Sai? Dandino Tuniziani è uno degli acrobati del Cirque du Soleil, impegnati a Trieste fino al 13 luglio con Allegria in New Light, uno spettacolo che si appresta a battere ogni record e che ha letteralmente conquistato il pubblico triestino e non solo. In questi giorni i giornalisti hanno potuto visitare il backstage dell'immensa produzione e parlare con gli addetti ai lavori e gli artisti, che di fatto per tutta la giornata preparano ogni replica dello show. 2 ore prima di fare il show tutti dobbiamo spostare un attimo qua per fare questa palestra, diciamo così, e dopo facciamo il maquillaggio, ma veramente ogni giorno, tutto il giorno quasi. Professionisti del genere ovviamente riescono a far sembrare naturale quello che in realtà è preparato al millimetro, persino a deconcentrarsi dal resto. Pensa tante cose in un secondo perché la mente è così veloce e se pensa sempre a fare il 100% sicuro per il compagno e anche per il pubblico farlo con quella grazia che dobbiamo farlo, ma è difficile dire precisamente quello che pensiamo, ma siamo concentrati, a volte non si ascolta neanche la musica, neanche l'applauso perché siamo 100% la mente su quello che dobbiamo fare, no? Paradossalmente, se vogliamo, un altro segreto del Cirque du Soleil è quello che sottolinea Rachel Lancaster, direttore artistico della compagnia. Non modifichiamo lo spettacolo a seconda del luogo dove ci esibiamo. È uno spettacolo che la gente comprende in qualsiasi posto. La comunicazione non verbale sta alla base del Cirque du Soleil, pertanto non è necessario cambiare nemmeno da artista ad artista. Allora, parliamo ancora del Cirque du Soleil con un brutto incidente però che c'è stato nella serata di ieri, lo riporta Trieste prima, lo vediamo qui, brutto incidente al Cirque du Soleil, il trapezzista cade e batte la testa, portato via in barella. L'incidente è avvenuto durante il primo turno di spettacolo, il giovane è caduto da diversi metri sulla rete di sicurezza, non riusciva neanche a stare seduto, è intervenuto il personale di soccorso del circo, non si conoscono le condizioni ma chi ha assistito alla scena ha visto un brutto infortunio, davvero ci accerteremo insomma delle condizioni di salute di questo artista, un trapezzista appunto del Cirque du Soleil che è stato portato via in barella dopo un incidente che si è verificato ieri 29 giugno durante lo spettacolo del primo turno. Dopo l'infortunio circa intorno alle 18 il numero che stava effettuando è stato interrotto per circa un quarto d'ora. Secondo quanto si apprende il trapezzista è precipitato da diversi metri procurandosi diversi traumi, ha mancato la presa nel passaggio dove doveva appendersi dall'altro ed è caduto battendo violentemente la testa e il collo contro una parte della rete di salvataggio che aveva un grosso cavo teso. Questa è la testimonianza di chi era presente allo spettacolo. Allora vi faremo sapere anche le condizioni appunto di questo artista del circo. Passiamo allo sport nelle pagine del Piccolo, Arcieri senza fretta, il GM di Trieste, ci prendiamo il tempo necessario per valutare roster e allenatore. Nella Summer League occasioni importanti. Il femminile Futurosa, riferimento il Friuli Venezia Giulia, Mosetti si sposta in Toscana. Al centrale di Montebello per l'ippica Grace Petral parte in pole, l'ultima deadline invece per il calcio Serie C la Triestina, domani vanno saldati stipendi e tributi di maggio e i soldi in cassa non ci sono. Il progetto c'è e anche un tesoretto, tutto dipende dal presidente Rosenzweig.
League, quindi davvero col fiato sospeso ancora per la triestina. Andiamo ancora avanti, il Muggia 1967 si rinforza ancora, presi Zetto e Bertoni. Ancora andiamo avanti sempre nella pagina sportiva, Kuzma ingaggiata dal Talmassons, la triestina torna a giocare in regione, felice di ripartire dalla A2 e dal Friuli Venezia Giulia. La lezione di Filippo, il campionato italiano pro a Gorizia, vince a sorpresa Conca, corre gratis per un team amatoriale, battuto Covi, Milan troppo solo, finisce settimo ma è in forma. Tour, qui vediamo alcune immagini, un circuito fantastico con prospettive mondiali, il presidente della Lega Ciclismo Pella fa i complimenti alla città di Gorizia e il sindaco Ziberna, siamo sempre più il luogo dei grandi eventi. Jonathan vede positivo, difficile fare di più ma per la Francia ci sono, il favorito della vigilia, e qui vediamo la partenza a Trieste a Piazza dell'Unitas che saluta i campioni e la gente sfida il caldo torrido, anche se insomma non c'era la grande folla che ci si aspettava, però c'erano diverse persone a salutare i campioni, come già successo negli anni scorsi quando il capoluogo regionale ha abbracciato il Giro d'Italia. Allora rivediamo insieme il servizio di Umberto Bosazzi. Partiti alla fine in ritardo di più di mezz'ora rispetto all'ora stabilita a causa l'incidente verificatosi su un tratto del percorso a Sistiana. E dunque alle 11.05 la carovana del campionato italiano di ciclismo su strada ha lasciato Piazza Unità per raggiungere il chilometro zero al bivio di Miramare e percorrere il tragitto che si sarebbe poi concluso nel pomeriggio a Gorizia dopo 228 chilometri. Presentati ad un gruppo forse non nutritissimo di tifosi e curiosi, c'erano fra i 128 partecipanti Filippo Ganna, neolaureatosi cronocampione, Jonathan Miller in procinto di correre il Tour de France e l'olimpionico Elia Viviani. Ogni nazione europea oggi correva il proprio campionato nazionale e stamattina ancora una volta il colpo d'occhio di Piazza Unità faceva la differenza con la Palinuro ancora ancorata, erano anni che cercavamo questo folle gioco di parole, e sullo sfondo una nave da crociera un po' più prosaica. Anche il sole è stato fin troppo presente. Non è da escludere che il caldo abbia spinto parecchi triestini già stamani a prendere d'assalto Barcola a cercare un po' di refrigerio. Chissà se sarà servito, oggi Trieste rientrava nel numero delle 21 città a bollino rosso. Il caldo anomalo poi rischia di protrarsi e anche la prossima settimana sarà caratterizzata da calura eccezionale. Attenzione, martedì in regione saranno possibili temporali sparsi anche su pianura e costa di pomeriggio, ma sarà un'illusione. Mercoledì tornerà il sole con una temperatura di 5 gradi maggiore rispetto alla media. Giovedì stesso copione e la musica non cambierà nel prossimo fine settimana. Queste le previsioni del meteo, insomma, legate a questo servizio che abbiamo trovato anche raccontato un po' nelle varie pagine del giornale oggi. Ancora il tempo per spostarci a Gorizia per le cronache appunto dell'Isontino. 30 alloggi nell'area ex Locchi, nel capoluogo, nessuno stop, il progetto va avanti. Ziberna verrà recuperata anche l'area della Stella Matutina, le unità abitative avranno 3 tipologie. Quando Gorizia doveva diventare l'Urbino del Nord-Est, nel 2000 la produzione di studi di fattibilità era persino esagerata rispetto alle necessità. Vediamo il progetto contestato in via Vittorio Veneto. Schnabel, l'architetto Romano Schnabel del comitato No Demolizione, non va demolito il vecchio ospedale civile, dice, gli incendi nelle palazzine frutto di mancata vigilanza, disattenzione incuria in un'area che potrebbe avere sviluppi sanitari. Si riutilizzi l'obitorio di via Toscolano visti gli attuali spazi risicati e insufficienti. Allenamenti in città per le Orange delle ABS Carrera, le curiosità, e poi il busto di Lipitzer inaugurato ai Giardini sempre a Gorizia. L'opera in bronzo è di Franco Dugo. Oreti, l'assessore alla cultura, giusto valorizzare i personaggi
messaggi che ci hanno contraddistinto, commosso il presidente Lorenzo Qualli. Giornata dedicata al volo per 40 disabili grazie al Lions Club, si è svolta all'aeroporto Duca d'Aosta. La quarta edizione di Frammenti, esposizione a Gradisca e a San Floriano del Collio. Sono 41 a Gradisca di Sonzo le domande pervenute e accolte al bando Taglia Affitti. Anche il Collio è inserito nell'area degli incentivi per alberghi a 4 stelle. E poi ancora a Monfalcone almeno 10 vigili puntano ad andarsene, chiedono l'ok alla mobilità per difficoltà nell'ambiente di lavoro. Per il comune tutto dipende dal servizio notturno. Un agente già trasferito scrive in solidarietà ai colleghi rimasti, racconta di discutibili rimproveri durante l'attività esterna e di essere finito ai controlli appiedati delle soste. Allora, queste le notizie per quanto riguarda l'Isontino. Andiamo anche a bypassare velocemente la pagina del Nord-Est Economia per restare sempre nelle pagine isontine. Vediamo che il sindaco Fasan blinda Cisinte e liquida Moretti, non si tocca la delega alla sicurezza di Anna. Il sindaco risponde all'istanza che il Dem reclamava un ritorno in quel ruolo del colonnello dei carabinieri in congedo Garritani, quindi il sindaco invece Fasan ha detto no, rimane Anna Maria Cisinti. Interviene pure la diretta interessata, risibili le polemiche dell'opposizione. L'ironia di Territorio Libertà, da Roma a Ceffoni alle smanie sceriffesche, la Lega tira dritto, voteremo in aula le nuove regole, lo vuole la città. Qui ci sono anche le critiche di un ex leghista, Federico Razzini. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, una brevissima pausa, ci rivediamo subito dopo in compagnia del nostro primo ospite Silvio Pacor della lista di piazza in 7ª circoscrizione. A fra poco. Rieccoci in diretta, 8:05 del mattino. Diamo subito il buongiorno a Silvio Pacor della lista di piazza, consigliere in 7ª circoscrizione. Esatto. Buongiorno, ben arrivato. Grazie Laura, grazie. Oggi mi trovo qui perché vengo a sostituire appunto la nostra Presidente, che è impegnata anche per questioni riguardanti la 7ª circoscrizione. Ecco, per cui ci scambiamo un pochino i compiti, no? I ruoli, per cui, avete qualche appuntamento insomma, che riguarda la 7ª? Diciamo che in questo momento, in questi giorni, stiamo seguendo il progetto Scintille. Il progetto Scintille, che è un progetto di riqualificazione urbana che nasce da contributi straordinari della Regione Friuli Venezia Giulia, una legge dell'anno scorso, del 2024, per progetti per riqualificare le periferie urbane. Chiaro. La vivibilità, la ristrutturazione edilizia, i giardini, il verde di quartiere. Sono progetti che uno studio di architetti e ingegneri di Milano sono venuti a Trieste, stanno elaborando questi progetti, li fanno anche a San Giacomo, Maddalena e San Giacomo, però riguardano anche la 7ª, nella fattispecie Valmaura e Giarizzole, per cui sul sito del comune, se anche guardate ad esempio Google, vedete tutte le indicazioni per accedere e compilare il sito online, il foglio online per le richieste di quelle che dovrebbero essere per i cittadini diciamo, quello che si desidererebbe per il territorio. Certo, per cui se magari dei cittadini preferiscono, non so, zone verdi, riparazioni di marciapiedi, nuove piazzette, riqualificazioni varie, possono compilare questo foglio sul sito, dopodiché la raccolta verrà esaminata e il 15 luglio ci troveremo alle ore 15 in via di Servola 117 presso Osteria da Gigi per una sorta di assemblea pubblica in cui valuteremo tutte le richieste pervenute sul territorio. Chiarissimo, quindi martedì 15 luglio l'appuntamento finale di questa raccolta di pareri, di desideri. È molto importante questa partecipazione,
sovente si accusa magari l'amministrazione comunale che non fa partecipare i cittadini, ma invece in questo caso non è così, anzi l'assessore Babudar, l'assessore del territorio e ambiente del Comune di Trieste, e come ha fatto già per Barcola, evidentemente è su questa linea di continuità, per cui i cittadini possono dire la loro, non solamente, ma così anche aiutano i consiglieri circoscrizionali a fare il loro lavoro, perché praticamente noi siamo l'orecchio della popolazione, come tante volte abbiamo detto, no? E così anche ci semplificano e anche ci facilitano il lavoro. Allora, c'è tempo fino alla mezzanotte, insomma, di mercoledì 9 luglio per compilare il questionario online, per esprimere i pareri appunto sul futuro di Valmaura e Giarizzole. Quindi lo ribadiamo, insomma, una bella iniziativa in cui si può ascoltare veramente il parere dei cittadini sulle realizzazioni, per così spendere bene i soldini che ci sono, no? Che arrivano dalla regione. Sì, arrivano dalla regione, questi contributi regionali straordinari per la riqualificazione del territorio, e sono cose ben accolte in questo periodo. Questo significa anche che l'amministrazione tiene molto alla rivitalizzazione, sì, esatto, no? del territorio dei propri cittadini, no? Chiarissimo. Per rioni più vivibili e a misura d'uomo. Allora, c'è il signor Claudio Besintin che ci scrive: buona giornata anche all'ottimo consigliere e amico Silvio Pacora, al quale faccio cortese domanda: quali sono i progetti o iniziative che ha in programma per promuovere lo sviluppo economico e sociale della 7ª circoscrizione di Trieste e migliorare la qualità della vita dei residenti? Grazie e buon lavoro. È una domanda facile facile, no? Sì, in realtà ho già risposto in parte prima, parlando appunto del progetto Scintille, per cui secondo me è già un buon lavoro quello che faremo. Dopodiché, per quanto riguarda l'attività corrente, sovente abbiamo iniziative di sopralluoghi sul territorio da parte della Commissione urbanistica della circoscrizione che io guido, e su richiesta dei cittadini, ma anche da nostra, diciamo, sopralluogo diretto sul territorio, vivendoci anche. Certo. Per cui abbiamo già effettuato delle visite, tipo quella di via Frescobaldi, per la richiesta da parte dei cittadini di rotatorie fra via Frescobaldi e via Paesiello, e soprattutto la possibilità di avere una linea di collegamento bus. E lì, per quanto riguarda il collegamento bus, c'è un problema non tanto di chilometraggio, ma quanto un problema di agibilità della via, che è a fondo cieco alla fine, no? Per cui è da valutare con il trasporto pubblico locale. Il Comune non ha dato, diciamo, un buon assenso, dicendo che ci sono stati dei problemi che anni fa anche la circoscrizione su un progetto analogo non aveva dato parere favorevole, proprio per il problema della strettezza della via, delle macchine, eccetera. Comunque, visto che non esistono soluzioni, come posso dire, sentenze definitive, il discorso può essere tranquillamente riaperto, e magari se i cittadini desiderosi di avere, diciamo, questo servizio possono direttamente interpellare il trasporto pubblico locale, che, ricordo, è a emanazione regionale e coordina le 4 aziende di trasporto delle 4 ex province della regione Friuli-Venezia Giulia, in quanto la Tris Trasporti, come ci è stato anche ribadito dal presidente Marzi, venuto da noi mesi fa, è il mero esecutore del trasporto pubblico sul territorio della provincia, per cui qualsiasi richiesta non va indirizzata alla Tris Trasporti, ma va indirizzata al trasporto pubblico locale. Al TPL regionale. Esatto, che è l'azienda zero, chiamiamola così, no? L'azienda zero che coordina le 4 aziende. Poi diciamo che abbiamo all'attenzione, e l'ho risollevato e lo porterò di nuovo come commissione urbanistica, il problema ad esempio di via faremo anche un sopralluogo prossimamente, un sopralluogo sulla via Fianona, dietro
Piazzale Valmaura, e deciderò con i colleghi della Commissione Urbanistica, perché la strada ha bisogno di riasfaltatura, i marciapiedi, il sedime stradale e anche taglio di piantumazioni che praticamente, anche se vengono da appartamenti, villette private, comunque vanno a cadere sulla pubblica via. C'è una pulizia di quella strada è necessaria. È una richiesta che arriva spesso. E poi mi piacerebbe tanto, ma proprio tanto, risolvere il problema della ex scuola slovena che si trova in via Fianona, che è praticamente un bene pubblico abbandonato, e prima che cada a pezzi, perché è veramente un bene pubblico, ci tengo particolarmente, chiederò, contattando e con il coinvolgimento dei colleghi consiglieri, chiederò al Comune di farsi parte attiva per un recupero di quella struttura che è vincolata all'utilizzo per attività istituzionali della minoranza slovena, perché era una scuola per i bambini della scuola slovena. Chiarissimo. Allora, so che ci sono discorsi abbastanza difficili anche di relazione fra enti e anche fra stati, perché riguarda anche la legge di tutela della comunità slovena e anche i rapporti con la Repubblica e con le associazioni del territorio. Però io so che con la comunità slovena, a parte che abbiamo 2 consiglieri di circoscrizione che ne fanno parte, e facendo appello alla buona volontà dei cittadini e cittadine sloveni, ma soprattutto del Comune di Trieste, io credo che un piano di recupero di quella struttura andrebbe fatta prima che crolli definitivamente la scuola, perché è vecchia, è instabile, era anche un seggio elettorale fino a qualche anno fa, per cui è anche circondata da zone verdi, per cui sarebbe perfetto per fare un asilo nido, ad esempio, per i bambini, o una scuola materna, con le aree verdi attorno. No? Non nel cemento, so che è vicino al cimitero, però è una zona estremamente verde e soprattutto dotata anche di parcheggi per le autovetture, per cui non sarebbe male. E poi lasciamo perdere la gestione, non voglio addentrarmi dentro, quelle sono cose successive, l'importante è recuperare la struttura, dopodiché chi la gestisce, chi la utilizza, quella è una cosa che si deve vedere dopo. L'importante è che un bene pubblico non cada a pezzi e venga recuperato dal territorio. Ecco, questa è una cosa che secondo me dovremmo fare. Già avevo 2 anni fa portato all'attenzione, poi si è un po' insabbiata, ma non voglio demordere su questo problema. Va avanti, come anche il recupero delle aree verdi attorno al giardino Antolovic, è sempre lì ferma quella proposta. Mi piacerebbe tanto che prima della fine della legislatura venisse stipulata una convenzione fra il Comune di Trieste e la SUGI per il raddoppio del giardino Antolovic. Ricordo che il giardino Antolovic è stato l'ultimo giardino pubblico realizzato dal Comune di Trieste sotto l'amministrazione di Piazza, di Piazza 2. Il terreno appartiene alla SUGI anche attualmente, è stato dunque frutto di una convenzione. A tal fine si può fare esattamente per il terreno verde confinante. Il recupero delle aree verdi è molto importante, perché vediamo con questo caldo cosa vuol dire avere le alberature, e pertanto un recupero di aree verdi dà lustro e decorazione. Siamo fortunati perché la 7ª circoscrizione ha un territorio vasto e abbastanza verde rispetto ad altre circoscrizioni, no? Per cui è una cosa che va sia verde pubblico come verde naturale o come giardini, no? Per cui diciamo che va fatto un lavoro di manutenzione e di recupero. A tal fine anche il giardino che dovrebbe essere realizzato in Strada Vecchia dell'Istria, si parlava tempo fa di fare appunto un giardino, un parco giochi, anche quello fa parte di questo discorso. Potrà sicuramente qualcuno lo solleverà anche nel progetto Scintille, sicuramente, mi immagino, spero. Comunque ne riparleremo. Ne riparleremo sicuramente. Allora, abbiamo una telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno a lei, e dottoressa, e anche l'ospite suo. Buongiorno. Io volevo chiedere sia all'ospite, siccome che in Veneto è da tanti anni che fanno queste cose, ma a Trieste, a parte i giardini, non ho sentito, forse c'è, la circoscrizione
pensa che nel futuro, oppure c'è già, il discorso dei giardini, più che dei giardini, degli orti urbani. Gli orti urbani hanno aiutato anche molto il banco alimentare in Veneto, no? E c'è tanta gente che ha aderito e c'era là appunto gente che prendeva in affitto anche a costo zero e poi coltivava delle cose, e questo è una cosa oltre che bella, cioè anche aiutare la gente eccetera eccetera, anche appunto aiutare il banco alimentare. Certo. Questo in Veneto va per la maggiore. La ringrazio e buon lavoro. Grazie a lei e buona giornata. Allora, dice perché non si promuovono di più insomma gli orti urbani, la coltivazione? Abbiamo a Borgo San Sergio, no? C'è qualcosa. A Borgo San Sergio ci sono degli appezzamenti dietro le case di Puffi che sono state date in affitto, credo, a famiglie o gruppi, aziende che praticamente promuovono questa forma di coltivazione e di cura del territorio. Ma anche l'Ater lo fa, perché ad esempio in zona Santa Maria Maddalena, nei nuovi complessi Ater che sono stati realizzati, sono stati organizzati dei progetti per orti urbani di quartiere. Comunque sono cose da seguire e sicuramente anche chiedendo all'Ater, la gentile telespettatrice, anche può fare domanda all'Ater, e sicuramente anche l'Ater può dare risposte in merito esaurienti su questo tema. Allora, c'è la vignetta di Marco Englaro che ci è arrivata in questo momento, molto triestina, ma se questo è un cinciutto, no, quelse un ragno arricchito, un ragno, va bene, se ne parla, grazie per la vignetta sempre sul pezzo a Marco Englaro. Allora, abbiamo una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, mi sentite? Sì, buongiorno. Buongiorno Bucarella, lei la redazione, gentili ospiti, tutti i telespettatori di Tele4, ma proprio tutti, Tutti quanti. Allora, sì. Allora, volevo porre un problema, diciamo, all'attenzione del gentile ospite, inerente dove la rotatoria del campo che dà sulla strada statale, dopo il campo di calcio, tra via Monte Sernio è, diciamo, l'entrata del campo di calcio. Non so se ha presente l'ascoltatore, scusi, l'ospite. Sì, sì. Praticamente sotto passa la ciclabile. In quel tratto là, verso via Monte Sernio, e nonostante che il comune si sia prodigato per, diciamo, sviluppare una segnaletica e, diciamo, addirittura anche componenti in sicurezza, e lì gli abitanti di quella zona lì l'hanno letteralmente privatizzata, quella zona lì. Hanno letteralmente spostato, diciamo, i paletti, mettendoli, diciamo, più verso la strada della ciclabile, creando varchi per creare di fatto un passo carraio, e soprattutto se uno va alla ciclabile in quella zona là la sera è anche diventato pericoloso perché posteggiano sulla ciclabile liberamente, ed essendo una zona buia praticamente non si vede niente. Io suggerisco al gentile ospite di andarci da un'occhiata perché le parole non rendono con i fatti. Grazie, buongiorno. Grazie e buona giornata, grazie della segnalazione. Allora, grazie al telespettatore, sarà mia cura fare un sopralluogo con la Commissione Urbanistica. La prego gentilmente di inviare un'email o una comunicazione scritta presso la sede di via Macelli numero 1, in modo tale che, nero su bianco, leggo io esattamente quello che è il problema, dopodiché con i consiglieri andiamo a fare un sopralluogo. È molto, chiedo questa gentilezza a lei, appunto, oltre ad avermelo detto in trasmissione, ne parlerò con la Presidente, ma comunque anche aspetto una sua email o una telefonata alla segreteria della circoscrizione, in modo tale che abbiamo proprio tutti gli elementi chiari per compiere un sopralluogo e verificare il tutto. Ecco, è una cosa che facciamo spesso, per cui anche in questo caso possiamo farla.
Ecco, grazie, molto gentile. Grazie. Allora, c'è una mail invece molto così polemica da parte di Alessandro, che dice: buongiorno, sentire cosa vogliono i cittadini fa veramente ridere, perché non fate queste riunioni per chiedere anche che pensa la gente dell'Ovovia. Poi chiedo al suo ospite se vive a Trieste, perché penso che un triestino abbia diritto di avere delle strade a posto, perché abbiamo strade vergognose. Che fine ha fatto, poi chieda a Babuder che fine ha fatto il suo progetto per lo skate park a San Giacomo, perché ricordo proprio Babuder fiero del suo progetto, infatti ad oggi è tutto chiuso, dice Alessandro, insomma molto polemico. Io posso anche capire ovviamente la rabbia, la delusione di alcuni cittadini, perché non tutto si riesce a risolvere subito. Anch'io vorrei praticamente risolvere immediatamente quella bacchetta magica, che è molto difficile. Grazie al cielo abbiamo un assessore all'urbanistica che diciamo è molto a contatto con noi, per cui quello che si può si fa. Sarebbe bello anche come circoscrizione che avessimo quei poteri che hanno i comuni nelle città metropolitane, i municipi anzi si chiamano, in cui la circoscrizione, il presidente del municipio ha fondi, personale per svolgere direttamente opere sul territorio. Dobbiamo limitarci semplicemente a richiedere, oltre che esprimere pareri che ci vengono inviati del comune, dobbiamo limitarci a richiedere dopo aver fatto il sopralluogo e attendere risposte dei tecnici, che tante volte sono interlocutorie. Perché chiaramente è così, ma il nostro lavoro lo facciamo per quanto riguarda sia strade e marciapiedi. Per quanto riguarda lo skate park di San Giacomo, chiaramente è una cosa che ovviamente non seguo più da molti anni. Io sono stato molti anni fa consigliere circoscrizionale a San Giacomo e anche presidente. Quindi nella quinta, nella quinta del 2001-2015. Ovviamente può chiedere di queste problematiche alla Presidente della quinta circoscrizione, che saprà essere molto esaustiva in merito. È giusto anche per correttezza. Per correttezza, insomma, poi per quanto riguarda la cabinovia, no? Poi per quanto riguarda la cabinovia, ecco, che è un problema di carattere generale, passaggio. Cosa vuole? Io personalmente, io qua parlo personalmente, e anche come lista di piazza, siamo favorevoli, no? Sicuramente supportiamo quello che anche il Presidente della lista di piazza, Sole Rossi, ha richiesto, il prolungamento fino a Montegrisa. Ecco. Siamo favorevoli. Dopodiché la discussione è infinita e secondo me anche una certa ostruzionismo consigliare in consiglio comunale non va bene, bisogna trovare un punto di caduta. Comunque è un progetto che può dare diciamo, lustro e decoro alla città, e dal punto di vista sia del trasporto urbano che anche turistico. Quindi secondo me vanno fatte con tutte le salvaguardie possibili per l'ambiente e anche i risarcimenti eventuali, perché posso anche capire che dei cittadini che abitano in quella zona non siano felici di aversi il cavo, però d'altro canto ricordo che molti anni fa Trieste aveva non la funicolare, ma aveva la teleferica che portava il materiale dalla cava in Carso, Basovizza fino agli intacciamenti, passava proprio in settima circoscrizione per anni e anni e anni, insomma, per cui secondo me con una buona mediazione e soprattutto con buona volontà si può sia superare il discorso ostruzionistico in consiglio comunale che, diciamo, parlare del futuro di Trieste. D'altro canto non è un tema granitico, perché mi sembra di aver visto, per quello che seguo ovviamente, no? Sul piccolo delle 4, le posizioni anche del consigliere Ucumar sono già più possibiliste, con tutte le distinguo possibili, immagino. Però insomma diciamo che va fatto. Ecco. Sono altri i problemi che ha la città, molto importanti, proprio quelli che riguardano la parte sud di Trieste, che è la settima circoscrizione. Ecco, per cui avremo sicuramente nei prossimi anni da affrontare il discorso
la piastra, il polo logistica, come si dice, il molo ottavo, no? Sì, la piattaforma logistica. La piattaforma certo, logistica sì, da cui dovrà venire realizzato il molo ottavo, ovvero l'ampliamento del porto internazionale di Trieste nella zona sud. Noi sappiamo storicamente che il Porto Vecchio è stato sdemanializzato, ovviamente, no? Certo. E le aree franche sono state recuperate tipo ad Olina per la BAT, la fabbrica British American Tobacco, ma sappiamo anche di uno sviluppo portuale futuro che il commissario, futuro presidente, dottor Guerrieri, ha definito, cioè l'ampliamento della piattaforma logistica e il prospiciente molo ottavo, ovvero la trasformazione industriale dell'area ex ferriera in area logistico-portuale, una cosa che logicamente già da anni si immaginava che dovesse avvenire e avverrà. Ovviamente questo comporterà anche il discorso dell'infrastruttura viaria, quella superstrada. E quindi anche delle problematiche di traffico, il no? traffico, eccetera, che in questo momento è abbastanza problematico, in questo momento è abbastanza problematico sulla via Svevo, perché i camion scendono dalla superstrada, prendono la via Svevo e passano sotto lo scalo Lignami. Questo in futuro dovrà essere risolto con gli appositi collegamenti stradali e ferroviari, con l'ampliamento appunto del molo ottavo della piattaforma logistica. È un discorso fra qualche anno, ma già adesso dobbiamo in prospettiva occuparci di questo problema, e questa è la cosa importante che riguarderà la 7ª circoscrizione, e non è una cosa da poco, no, infatti, come ad esempio un'altra cosa che si parla sempre è il nuovo centro di raccolta in via Giarizzoli, al posto del vecchio, vicino al vecchio inceneritore, ma anche un domani quello che potrà essere la Valle dell'Idrogeno, no? È il progetto di realizzare si sentiva un progetto voluto anche da Cega, Sapienza e Amga, il gruppo ERA, nella zona compresa fra l'inceneritore e il porto oli minerali, per una zona di produzione per idrogeno, no? È vero. E questo non è un problema da poco, perché quello sì che sarà un discorso complessivo. Assolutamente. Quello sì che sarà un discorso complessivo per la pericolosità, per la sicurezza, per l'utilizzo, per la decarbonatazione. Non è una cosa poca. Ci sarà un dibattito pubblico e infatti non a caso il commissario straordinario del porto ha parlato di dibattito pubblico per quanto riguarda il molo ottavo, con procedura di legge, una legge del 2023, una legge nuova, per cui in questo dibattito pubblico sicuramente la circoscrizione sarà coinvolta. Sarà chiamata in causa sicuramente e avremo modo di parlarne. Sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno, sono Daniela. Non è la prima volta che chiamo per questo problema. Prego. Allora, naturalmente, visto che si parla di zona Giarizzole, Valmaura, io abito in via Puschi, che praticamente saprà, penso, il suo ospite, dove si trova le case del comune, quelle verdi. Certo. Allora, noi abbiamo già una strada parecchio stretta. Quando scendiamo per andare verso Valmaura abbiamo uno stop. E cosa succede? Che dall'altra parte dove si sale ci sono sempre macchine posteggiate, che non si può. Anche perché se io scendo e arriva una macchina che deve girare verso su, si trova praticamente davanti le macchine posteggiate. Il bello è che invece che prendersela con chi posteggia l'auto dove non si può, se la prende con chi scende. Capito? Allora, siccome si presenta sempre, e non dico che le macchine sono là tutto il giorno, però alla sera la gente finisce di lavorare, la mette là che non si può, e se uno deve scendere e l'altro deve salire succede un caos. Già c'è poca visibilità, poi quando scendiamo la strada è ripida, se piove è inevitabile un incidente. Adesso io avevo già chiamato, ma vedo che le macchine continuano sempre ad essere posteggiate, vedo che ci sono sempre problemi con chi sale e con chi scende, quindi non saprei a chi rivolgermi, cioè nel senso, questo penso sia una trasmissione che più di qualcuno ascolta e sente, penso sarebbe il caso di risolvere questo problema. Capito, anche ho perché capito la problematica. E la gente non vuole camminare, ho capito, ma se non si può posteggiare non si può per me e non si può neanche per gli altri. La zona è questa, signora? È questa che vediamo qui nelle immagini di Google Maps? La zona è questa, ecco. si vede, noi quando scendiamo, sì, praticamente quando andiamo più giù, lei vedrà che ci sono delle macchine parcheggiate, così sembra larga vederla la strada, sì, ma non è larga chiaro, per però niente. insomma, questa è la foto di Google Maps, poi si va giù vedo. da questa parte qua, giusto? Va bene signora.
Grazie della segnalazione, signora Daniela. Faremo un sopralluogo e vedremo. Non è molto larga. Dopodiché comunque se vedremo di apporre i divieti di sosta o richiedere che vengano messi i divieti di sosta, se non sono stati ancora formalizzati, e comunque che ovviamente per qualsiasi cosa di estrema urgenza si chiamano i vigili urbani, quei carri attrezzi. Questo sicuramente, però per la signora descriveva più un malcostume, no? Probabilmente una sorta di così, abitudine a lasciare la sosta irregolare, quindi magari una situazione che si trascina un po' nel tempo. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo ancora in compagnia del consigliere della lista di piazza della 7ª circoscrizione, Silvio Pacora. Fra poco. Rieccoci in diretta, 8:36 del mattino, siamo sempre in compagnia di Silvio Pacor della lista di piazza, 7ª circoscrizione, all'attenzione dei nostri telespettatori. Ci scrive anche il signor Gianni che salutiamo, in un saluto all'instancabile signora giornalista sempre puntuale sugli avvenimenti non solo dei cittadini, auguri di pronta guarigione, dice Gianni, allo sfortunato trapezzista, non solo mio ma penso di tutta la città, assolutamente. Ci uniamo a questi auguri di buona guarigione. All'ospite dalla grande lucidità di raccontare e esporre i futuri interventi della circoscrizione. Un saluto a tutti, buoni bagni, uffa che caldo, insomma grazie Gianni per questa mail. È una giornata un po' torrida, qui dentro invece si sta bene, no? Mi conferma, c'è un clima un po' più fresco. Allora, torna a scrivere Alessandro, dice perdonatemi ma ho semplicemente chiesto perché non fate riunioni per chiedere cosa ne pensa la gente in merito all'Ovovia. Una cosa giusta l'ha detta il suo ospite, Trieste ha ben altri problemi. E poi parlando di via Puschi vorrei far notare per chi scende verso la Risiera e cambiare marciapiede non ci sono strisce pedonali, altro problema sempre in via Puschi. Per chi scende da via Puschi è molto pericoloso attraversare la strada. Infatti io reputo molto importante fare queste trasmissioni televisive come questa mattina con la dottoressa Bucarella, perché si ha veramente un servizio pubblico che a Trieste possiamo vantare qui con Tele4, in cui si mette in rapporto diretto fra amministratori, cittadini o semplici consiglieri circoscrizionali come sono io in questo momento, no? Senza adesso esaltare il compito, no? Però un semplice servizio che si fa alla comunità, no? E questo, il mezzo televisivo sicuramente dà un grande aiuto all'azione amministrativa. Mi ricordo che anni fa c'era il servizio che si chiamava Ditelo al Sindaco, no? Sì, è vero. Lo facevate spesso il venerdì sera, era una cosa molto bella. Anche quello, sì, per cui infatti ho approfitto di questa riunione proprio con i cittadini per prendermi anche nota delle problematiche. Infatti ho preso nota sia per quanto riguarda il discorso di via Montesernio, che è stata presa prima sollevata da un telespettatore, che anche sul problema della via Puschi, no? Per cui prendo nota essenzialmente, così è il materiale per lavorare, e soprattutto per dare lustro alla nostra attività. Perché i consigli circoscrizionali a Trieste non sono municipi, però io ritengo che tutto sommato abbiamo svolto un buon lavoro di mediazione e di rappresentazione, che poi dipende sempre dalle persone, attenzione, non tanto dal ruolo insieme ma dalle persone. Ho la fortuna di avere di lavorare in un consiglio circoscrizionale di 20 consiglieri in cui al di là delle diversificazioni politiche andiamo d'accordo. Molto spesso troviamo sui problemi concreti un'unanimità di consensi. Abbiamo una buona Presidente Laura Palutan che ha un modo operante unitivo, ecco, per cui riesce a far andare d'accordo i consiglieri, e altri consiglieri che sono bravissimi. Spendo una parola in più per le nostre donne consigliere, come a parte la Presidente, anche per Valentina Colombin che si occupa di sociale,
che è una consigliera che viene a fare i sopralluoghi alle 8:30 di mattina con noi, portandosi spesso anche i bambini dietro. Si è occupata di problematiche scolastiche alla scuola San Giusto, no? Tempo fa aveva avuto dei problemi, per cui diciamo, mi fa piacere parlare anche di Valentina, come anche della consigliera Kodric dell'opposizione del Partito Democratico, che rappresenta la comunità slovena e diciamo, si occupa della manutenzione del monumento ai caduti della guerra di liberazione in via dell'Istria, ma sovente porta avanti problematiche scolastiche della comunità slovena e collabora attivamente per quanto riguarda tutte le varie manifestazioni natalizie con le scuole di ogni ordine e grado che noi facciamo sul territorio. Quindi, senza voler dimenticare altri consiglieri che sono estremamente bravi, posso dire che siamo un buon consiglio circoscrizionale, dotato di buona volontà e anche andiamo d'accordo. E questo è e ovviamente voteremo in modo diversificato quando abbiamo il bilancio, quando abbiamo il piano regolatore, ovviamente. Però diciamo che in generale riuscite ad andare d'accordo, portiamo avanti le istanze. Bene, questa è la cosa importante. Allora, sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno signora Laura, lei è il suo ospite. Buongiorno a lei. Allora, visto che loro sono un buon consiglio, volevo chiedere veramente un consiglio a lui. Volevo presentare questo problema che ho già telefonato diverse volte, perché adesso sul parcheggio a pagamento bisogna mettere la targa della macchina. Allora, andando in qualche ufficio, qualche volta ho pagato anche per 2 ore, quando che invece me la sono sbrigata in un quarto d'ora. Pronto? Oh, è caduta la linea. Il parcheggio a pagamento. Però sì, è vero, la signora ha ripetuto più volte insomma, questa sua segnalazione, dice perché quando c'è il parcheggio a pagamento nelle macchinette a cui si mette certo, bisogna mettere la targa? Denaro, in molte, in alcune, insomma, bisogna mettere la targa dell'auto. No? Evidentemente sono problematiche tecniche. Sì, sono proprio tarate in questo modo, dipende poi dal gestore. Esatto, ma anch'io una volta non esisteva, no? Sì. Però se lei va ad esempio anche a parcheggiare fuori del Giulia, non del Giulia, scusa, San Giusto, dietro la questura, gli esterni, non gli interni dentro, no? Bisogna digitare la targa, con le strisce blu, ti chiedono la targa dell'autovettura, non ci vedo nulla di strano, uno imposta anche per il biglietto, credo, sono motivazioni tecniche. E quindi probabilmente dovuto possiamo discutere sull'esosità dei parcheggi, questo sì, possiamo discutere sui prezzi, però su queste questioni tecniche, se possono diciamo, aiutare un buon servizio, non ci vedo nulla di strano. Ecco. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno. Ecco, ho recuperato la telefonata, eccoci, sì. E di conseguenza non ho sentito cosa ha detto il suo ospite. Ho capito. Io questo lo chiamo un furto, perché se pago per un pezzo di terreno comunale ho già pagato, quindi può parcheggiare un'altra macchina. Cioè che il fatto che non si possa dare il proprio biglietto a un'altra macchina perché non è più valida su quella nuova targa. Uno praticamente parcheggia, ma no, perché uno parcheggia la propria vettura per un certo periodo di tempo, il prezzo è... E se non lo consumo... Perché viene messa la targa della macchina, visto che le due targhe il problema, signora, è anche per certe tariffe agevolate, ad esempio so che ci sono delle agevolazioni per le macchine che sono elettriche oppure ibride, ad esempio. Comunque, quindi bisogna mettere la targa per... Signora, perché non abbiamo... No, mi scusi, non abbiamo ancora questa differenza fra le macchine elettriche e le macchine c'è, gliela assicuro, perché io ho una macchina ibrida, quindi utilizzo questa ora, diciamo, di sconto per parcheggiare appunto in centro, ad esempio, no? L'importante signora Laura, io dico perché che con le macchine normali questo è un furto. Solo che alcune macchinette gestite da alcuni gestori
gestori sono tarate in un modo appunto per registrare la targa, altre invece continuano con il vecchio metodo in cui non è sufficiente la targa. Ce ne sono alcune così di quelli che vogliono la targa della macchina, non mi interessa degli altri, perché non ammetto che pago 2 ore e non posso dare, rimango un quarto d'ora il biglietto alla persona che viene dopo di me. Lo so, è una cosa antipatica, ha ragione. Lo chiamo furto. Ho capito, perché lei dice ha già pagato, quindi ha già pagato la sosta, quindi se lei vuole può dare quegli ultimi 10 minuti, quell'ultimo quarto d'ora che le avanza. Mi è successo 1 ora e mezza, un'ora e mezza dire 10 minuti, va bene. 1 ora e mezza. Capito? Chiaro, Nei parcheggi tipo il Giulia o San Giusto, uno entra, mette la macchina dentro, va via, ritorna dopo un'ora, dopo mezz'ora, dopo un quarto d'ora, 20 minuti e paga quello che è stato. La signora magari avrà impostato per 1 ora e mezza il parcheggio e andrà via prima. Esatto, però ha pagato, chiaro. Ho capito. Questo è un'incongruenza. Posso capire che è un'incongruenza. È vero. Capita anche a me qualche volta. Dire un'incongruenza. Ma no, chiamiamolo furto, perché è un termine grosso. È un'incongruenza. Infatti io preferisco sempre mettere la macchina nei parcheggi all'interno, perché qualche volta può capitare che magari metto il parcheggio esterno, no? Metto per mezz'ora e sto 20 minuti, ma mi può capitare che devo stare magari per un'ora perché mi capita un imprevisto. Allora è meglio, preferisco io personalmente, per l'amor del cielo, mettere il parcheggio dove alla fine pago quanto sono rimasto. Però insomma alla signora non piace questa modalità. Comunque l'azienda fra le varie società ci sono le varie società che gestiscono questi parcheggi, per cui anche no? Per cui anche l'Esatto stessa, no? O l'Interparking, o anche l'Interparking che si occupano. Sì, ce ne sono diverse, anche questo è un po' un problema, no? Perché poi se si parcheggia in una strada, magari si è fatto il biglietto dall'altra parte, si rischia insomma di non avere il biglietto giusto per parcheggiare in quella zona. Insomma, ci sono tante problematiche. Se si vuole avere una risposta chiara anche ma non gliela possiamo dare, signora, perché questa è la situazione. No, ma la signora ha sollevato un problema. Abbiamo capito comunque il suo rilievo. Il problema è che ci sono come le stavamo spiegando, tanti gestori diversi, ognuno applica la propria macchinetta, il proprio tipo di pagamento. Guardi, posso dire una cosa? Va per la maggiore questa. Approfitterò del fatto, non so se è di sua competenza, ma visto che sicuramente incontreremo la storia dell'urbanistica e il territorio, magari chiederemo a Babuda un attimino delucidazioni in merito. Per capire se si può fare qualcosa, perché la signora dice io ho pagato, no? Quindi vorrei dare il mio biglietto a qualcun altro e non lo posso fare da quando basterebbe un accorgimento, io non lo chiamerei furto. Diciamo che è un'incongruenza, però comunque penso sia risolvibile e capibile da parte di chi sovraintende, che è il Comune di Trieste. Grazie signora. Grazie della telefonata. Allora, anche qui Sandro ci dice: la signora al telefono ha pienamente ragione, i parcheggi per i triestini servono come ai turisti, e anche lui dice che si tratta di un furto, insomma, vabbè. Quindi sì, sono parole un pochettino, no, effettivamente la gente è molto esasperata, però è chiaramente... probabilmente anche per la mancanza di parcheggi, c'è anche un problema di parcheggi. Io sono perfettamente d'accordo, perché anch'io uso la macchina, per cui tante volte anche il San Giusto, ad esempio, che è più vicino, è sempre pieno. Effettivamente il discorso dei parcheggi dovrebbe essere diversificato. I turisti, quelli che vengono da fuori Trieste, dovrebbero avere dei parcheggi a loro dedicati nella cintura periferica, tipo Barcola Bovedo ad esempio. I parcheggi centrali dovrebbero essere più riservati ai residenti, no? Poi chiaramente c'è anche una tariffazione diversa, cioè a me è capitato per quanto riguarda i mezzi pubblici, i mezzi di trasporto, no? È un discorso enorme e variegato. Io ho provato a Venezia il Vaporetto, e il prezzo che pagavo io venendo da Trieste era molto più alto del veneziano. Il veneziano paga di meno, ovviamente. Paga di meno perché per cui prezzi diversificati per quanto riguarda i turisti, e anche parcheggi diversificati per quanto riguarda i turisti e l'utilizzo di navette. Cioè più che
So che c'è la polemica Trieste, solamente a Cambino Via, c'è qualcuno che ipotizza il ritorno dei tram. Sì. Io dico semplicemente, a parte i tram, che insomma rompere la città, fare nuovi binari, eccetera. Sarebbe, io dico invece piuttosto ma ha detto anche il sindaco, l'ha detto, sì, piccoli autobus elettrici anche o a gas naturale, insomma differenti, ecologici, dove uno praticamente lascia la macchina in periferia e si reca in centro a visitare la città o a fare gli acquisti. No? Questo è il discorso che lui vuole, che lui ha il suo obiettivo, ma io anche condivido. Insomma. Quindi togliere le macchine dal centro. Togliere le macchine dal centro, togliere le macchine dalle rive, no? Esatto. Questo è un po' un pallino, no? Sì, è un po' il pallino, chiaramente sì. Il parcheggio magari ex mercato frutticolo, da una parte, dall'altra parte Molo Quarto, del San Giusto, insomma c'è la possibilità di fare, questo è importante, e magari un sistema di trasporto agevolato per favorire ecologico per portare la gente in centro, sia i turisti che anche i residenti, insomma. Allora c'è un'altra telefonata, poi anche una mail. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Allora, per quanto riguarda i parcheggi, io ritengo un grande furto invece il pagamento. Posso parlare? Sì, prego. Io ritengo un grande furto invece il pagamento del parcheggio del Burlo. Il parcheggio al Burlo a parte che sono pochissimi i parcheggi del Burlo, ma pagare €1 e tanto per portare un bambino al Burlo, magari che ha dei problemi immediati, mi sembra non mi si dica si può parcheggiare al Despar perché magari il bambino, non so, ha un taglio o cosa, e pagare €1,40 mi sembra, mentre per esempio a Catinara si paga 80 centesimi la prima ora, quello veramente è un grandissimo furto per me. È caro, e poi volevo solo fare i complimenti a questa circoscrizione, all'attuale circoscrizione, perché dopo anni di inerzia delle precedenti, io abito qua in zona Valmaura da 40 anni e più, dopo parecchie inerzie delle varie circoscrizioni passate, questa è una circoscrizione che lavora veramente bene e deve supplire a tante carenze delle precedenti circoscrizioni. Grazie a voi e un plauso a tutti i consiglieri. Buongiorno. Grazie, buona giornata. Grazie signora, buongiorno. grazie. Allora, questa insomma la sì, protesta perché ogni invece... ente che ha, si ripete, i parcheggi ma applica tariffe diverse. Esatto, ci dovrebbe essere un coordinamento magari in capo a un differente chi, o la SUGI o il comune o una conferenza di servizi per stabilire, o la prefettura o la Camera di Commercio, differente, stabilire un attimino una certa equità di prezzi, perché effettivamente è vero. Cioè io personalmente al Burlo ci sono stato poco tempo fa perché aiutavo mia figlia, sono diventato nonno da qualche mese, per cui sono passato per il Burlo, per cui io so che c'è questi prezzi alti e di conseguenza ci dovrebbe essere una calmierazione. Una volta mi ricordo, quando ero ragazzo, si parlava spesso del famoso calmiere. Sì, quando governava, c'era il governo Andreotti, i prezzi dei materiali, degli alimenti, degli affitti, no? C'era questo famoso calmiere, cioè una moderazione dei prezzi. Secondo me bisognerebbe recuperare questa filosofia. Anche perché in questo momento probabilmente ce n'è specialmente per chi deve utilizzare certi servizi per necessità, perché se uno non è che uno va in ospedale per divertimento, no? Cioè, non è che vado a Barcola, allora parcheggio la macchina e vado al mare, no, vado in ospedale perché ho bisogno. Allora già il problema di andare in ospedale è più anche di avere il problema di pagare dei prezzi alti come per parcheggiare una macchina, poi si sa, uno va in ospedale, non si sa quanto tempo sta. Infatti, quindi è un po' un'incognita, è chiaro. Un buon discorso di buona volontà, no? Secondo me dovrebbe Allora ci scrive Davide, chissà se un giorno qualcuno riuscirà a far tagliare la siepe dei condomini di fronte al centro civico a Valmaura in maniera corretta senza invadere di 50 centimetri il marciapiede. Le persone in carrozzine e le mamme con i passeggini ringraziano, dice Davide. Dunque noi abbiamo in questo momento
le fronde che ovviamente ci proteggono dalle alte temperature. Ci rendiamo conto quanto importanti sono gli alberi, che addirittura ho letto che possono abbassare anche di 10 gradi la temperatura. Sì, è vero. Però questo non significa che, come come per chi va a tagliarsi i capelli, ogni tanto gli alberi vanno un pochino sfrondati. Infatti tempo fa in circoscrizione ho sollevato un piccolo problema, senza far mozioni, che non è importante, una semplice comunicazione. C'è un albero che sta fuori dal giardino, esattamente nel punto di incrocio esatto fra via Carpineto e via Valmaura. C'è un albero che sta fuori il giardino Antolovic con le fronde abbastanza basse, uno deve chinarsi, per cui ovviamente ho chiesto che venisse un po' potato, non troppo, giusto per rendere agevole il passaggio dei pedoni. Chiaro. Per il resto ovviamente quando si fanno dei lavori di potatura ovviamente chiaramente questo può creare dei disagi, però sono lavori che vanno fatti. Gli alberi vanno manutenuti perché si evitano pericolosi incidenti tipo crolli o altro, quindi vanno seguiti, va verificato il loro stato in modo che non creino problemi, ma anzi siano una risorsa per il tessuto urbano. Allora, c'è un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono io? Sì, buongiorno. Buongiorno, senta, volevo solo dire una cosa sul fatto dei biglietti del parcheggio. Sì. Allora, visto che ci sono tanti gestori, ognuno potrebbe mettere il prezzo che ritiene opportuno, però mettere in modo che quando io sto 10 minuti, mezz'ora, 2 ore, eccetera, vado a pagare nel momento che pago esattamente per quello che ho usufruito. Grazie tante. Grazie, in realtà è già previsto se uno usa l'app di solito, no? Se si usa l'app è previsto che si paghi esattamente per quello per quella che è la durata, insomma, della sosta. Però magari come d'altro canto se uno va a pagare ai vari parcheggi pubblici o a Catinara, uno va e uscendo paga il dovuto, no? Ovvio. Chiaro, quindi ripeto, più che altro il discorso del prezzo, ecco, è una cosa che va ordinata in qualche maniera. E calmierata, no? Tornare un po' al calmieramento dei prezzi, insomma in questo momento ce n'è particolarmente bisogno. Allora, quindi per quanto riguarda il progetto Scintille, lo ricordiamo ancora una volta, c'è la possibilità di dire la propria fino all'8 luglio, la mezzanotte, 23:59 dell'8 luglio. Ecco, dell'8 luglio. E poi il 15 luglio ci troviamo in assemblea da Gigi, no? Quindi, così avremo un discorso partecipato, no? Un discorso partecipato. Allora, con questo appuntamento io ringrazio Silvio Pacor per essere stato con noi, lo ricordo ancora una volta, consigliere circoscrizionale della 7ª circoscrizione della lista di Piazza, lo invito a tornare a trovarci presto. Sì, quando volete, e anche gli altri consiglieri che sono già venuti. Poi accoglieremo anche naturalmente la Presidente, la vostra Presidente, certo. La vostra Presidente Laura Palutan. Allora, grazie per essere stato con noi, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, le auguriamo buona giornata, buon lavoro, buon proseguimento e noi ci fermiamo, fra poco sarà con noi Luca Salvati, consigliere comunale del Partito Democratico. A fra poco. Bentornati in diretta, 9:03 del mattino, diamo subito il buongiorno a Luca Salvati, consigliere comunale del Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie ancora una volta per l'invito. Grazie di essere qui, fra l'altro oggi avrete una nuova seduta del Consiglio Comunale, non più dedicata alla cabinovia, insomma la riprenderete più avanti. Non più per un po'. Per un po', esatto, per un paio di giorni, no? Se non mi sbaglio, sì. Poi riprendete da mercoledì, ma intanto andrete a occuparvi di altro, insomma, a cominciare dalla Tari, altre cose, insomma, abbiamo visto oggi sul giornale il programma. Beh, guardi, dottoressa Bucarella, io credo questo, no? È che dopo magari un inciso sulla cabinovia, sì, lo facciamo. Siamo tenuti a farlo.
E io credo che i cittadini che stanno vedendo francamente, e più di qualcuno di noi nei suoi interventi in Consiglio Comunale ha detto vorremmo vedere se fossero qua i cittadini cosa penserebbero, mettendoci, guardi, lo dico veramente con un'estrema sincerità e franchezza, mettendoci tutti, anche quindi noi dell'opposizione. Ovvio che poi quando si instaurano certe dinamiche, come dire, non è facile, perché uno dice ok, io il passo indietro posso anche essere il primo a farlo, però bisogna essere in due, quindi... E noi crediamo che a tutti gli effetti quello che appunto i cittadini vogliono è poter far sì che i loro rappresentanti non discutino solo di un'opera che sappiamo essere diventata un'opera, se non l'opera rilevante per la nostra città, ma anche ovviamente di altre tematiche che li riguardano direttamente. Potremmo citare qua il tema della sicurezza, potremmo citare sicuramente questo della Tari, anche se oggi non faremo altro che prendere atto di quello che è appunto un cavillo, una modifica che è stata fatta a livello nazionale e quindi avremo veramente poco da poter, più di tanto, esatto. Quello sicuramente sul quale invece ci sarà, credo, anzi auspichiamo un confronto aperto, che quindi non vengano contingentati i tempi, ma soprattutto si possa lavorare come è giusto che si lavori, e sull'assestamento di bilancio, ovvero su quello che è a tutti gli effetti sull'avanzo, ovvero quello che appunto è quanto il Comune è riuscito per un motivo o per l'altro. Io credo che se il Comune ormai da diversi anni ha un avanzo, la maggioranza afferma che questo sia una cosa buona, noi pensiamo che invece se c'è un avanzo vuol dire che non si è stati capaci di spendere quei fondi durante l'anno, no? E quindi andiamo avanti in questa maniera. Noi abbiamo proposto come Partito Democratico diversi emendamenti su quelle che sono poi anche spesso le richieste maggiori da parte dei cittadini. Parlo della manutenzione del verde, di quello che può essere le aree gioco, dei marciapiedi. Vedremo se almeno su queste tematiche ci sarà un minimo di apertura da parte della maggioranza. Magari non so se c'è qualche telefonata o se possiamo... parleremo. Ci sono delle mail, sì. Stavo guardando appunto, allora ci chiede Donatella, buongiorno, perché non vengono messe le strisce blu a pagamento sul lungomare di Barcola? Non abitando a Barcola mi è impossibile trovare un parcheggio in quanto sono già tutti sistemati fissi per tutta la stagione dei bagni. Macchina ad uso cabina mare, grazie e buona giornata. Beh, torna una tematica abbastanza così ricorrente, no? Guardi, se si mettono le strisce blu, io non lo so, lo dico francamente, se si mettono le strisce blu, secondo me più di qualcuno dall'altra parte non è contento, particolarmente contento, anzi una delle cose, capisco la ratio, ma una delle cose che spesso ci si lamenta a Trieste rispetto alla Gorizia, alla Udine, è che abbiamo veramente pochi spazi dove poter far sostare la nostra vettura in maniera, cioè, gratuitamente, quindi non a pagamento. Su questo devo dire, ecco, non me la sento subito di prendere il cellulare e di segnarmelo, perché andrei un attimo con i piedi di piombo. Ovvio, ecco, forse sarebbe più corretto, questo sì, mettere semmai una sosta come dire, una sosta a rotazione, del tipo che non puoi sostare più dei famosi 60 minuti. Chiaro, questo potrebbe essere insomma già più un provvedimento. Allora, vedo un'altra mail che invece riguarda una zona del centro città, il giardino di via San Michele, ci scrive la signora Daniela. Sì. Era forse il giardino più bello della città, un'intera generazione di bambini ve cresciuta assieme a mamma e papà e nonni, l'associazione Andande si occupava di tenerlo a posto stagione dopo stagione con una dedizione, una cura ineguagliabili. Che tristezza ora, per molti anni è stato egregiamente curato, era un'oasi in mezzo alla città, sempre pienissimo di bambini, ora solo il degrado, la foto dei senza tetto che dormono è di ieri pomeriggio, adesso la faremo vedere, ma ormai ci sono sempre, giratela al nostro sindaco, altro che Palinuro, Ovovia, croceristi eccetera, non siete in grado di curare un giardino che oltretutto è un bellissimo paesaggio per salire a San Giusto. E poi ci manda un'altra foto di come si presentava questo posto
agosto in primavera, era una gioia per il cuore entrarci, ora c'è da avere paura. E questa è la foto che ci ha mandato, è di ieri pomeriggio, questa foto del degrado appunto in giardino di San Michele. E poi invece questa è la foto della bella fioritura del glicine durante la primavera di qualche tempo fa. Insomma, la signora Daniela ci segnala questa situazione. Noi abbiamo avuto una commissione, mi pare fosse l'anno scorso, dove c'erano i rappresentanti dell'Associazione Carità, poi abbiamo fatto anche un sopralluogo. Devo dire, siamo rimasti un attimo sbalorditi sul fatto che il Comune abbia voluto, l'amministrazione appunto della Giunta di Piazza, abbia voluto affidare con un'altra tipologia di regolamento, quindi con delle altre modalità, sempre alla stessa associazione, l'associazione che lamentava che con quelle modalità non avrebbe potuto continuare a svolgere come precedentemente fatto, no, la sua attività. Io credo che quando si vanno quando si vanno a instaurare delle buone prassi, la pubblica amministrazione deve avere l'obbligo il più possibile di far sì, cioè non di mettere i bastoni tra le ruote, ma di far sì che quelle buone prassi possano continuare, perché siamo già, credo, sufficientemente oberati da una burocrazia che al posto di snellirsi invece si intensifica, e questo è veramente paradossale, e credo che su questo come Stato siamo veramente uno dei peggiori. Però poi mi viene da dire, la signora ha citato giustamente il giardino di San Michele, che non frequento personalmente molto perché non è una zona a me vicina, ci sono andato appunto in veste istituzionale a fare il sopralluogo 2 volte. Altri giardini che invece frequento, sia perché ho portato, adesso già di meno perché è cresciuta mia figlia, però io penso a Villa Revoltella, a Villa Engelmann, sì. È diverso, ho visto che anche diverse persone hanno scritto abbiamo fatto le foto del matrimonio, era tenuto, una volta c'era il custode che metteva ogni giorno con le pietre la data, oggi veramente c'è quella serra in Villa Revoltella che appunto sono stati spesi diverse migliaia di euro e che non viene assolutamente utilizzata. La casa una volta era la residenza estiva del sindaco, che è in una situazione assolutamente fatiscente. Il verde per fortuna l'hanno tagliato, avevo mandato diverse settimane fa una segnalazione per quello taglio. è sistemato. L'hanno fatto, però è in una situazione a mio avviso veramente cioè viene svolto oggi siamo a dei livelli di sufficienza, non sicuramente, speriamo, ecco, idem mi viene da dire a Villa Engelmann, speriamo di non dover ritrovarci, questo credo che è l'augurio di tutti i cittadini, ma anche dei turisti, di non dover ritrovarci nuovamente, perché le probabilità francamente ci sono, anche su Castello e quindi Parco di Miramare, visto appunto l'avvicendamento, speriamo che tornando alle buone prassi, che chi oggi viene abbia l'accortezza di continuare con quel filone, il lavoro è già avviato, perché sarebbe davvero un peccato. È vero, là è davvero una situazione rinata, di grande rinascita. Solo pochi anni fa, appunto, prima dell'intervento, era in condizioni che sicuramente lasciavano a desiderare, no? Allora, ancora appunto su questa, no, torniamo all'Ovovia, perché ci arrivano le mail, ma ci arriva anche la vignetta di Marco Englaro, perché eccola qui, una volta veniva Zolababa del latte con Iovi, adesso la venirà nei Ovi, è questione di parole. Grazie Marco Englaro che ci dà l'occasione di riparlare appunto di Cabinovia. Allora da mercoledì, no, ricomincia. Volevo dire, riprendiamo dove comunque stiamo. Allora, veniamo accusati di ostruzionismo. Sì. Noi non stiamo, ovviamente stiamo svolgendo il nostro, come il regolamento, non è che stiamo facendo qualcosa extra regolamento, come il regolamento ci consente di fare, stiamo entrando in maniera puntuale nel discutere ogni singola osservazione che i cittadini hanno giustamente, legittimamente, perché richiesti appunto dall'amministrazione, presentato. La posizione credo che sia abbastanza
diffusa la posizione del centrosinistra e anche del Partito Democratico. Noi riteniamo che questa non sia assolutamente un'opera da farsi. Io nel mio intervento ho sottolineato l'onestà che ha avuto, era una delle prime serate in cui qua ne iniziavamo a parlare subito dopo a Ring, subito dopo le elezioni, e alla presenza dell'assessore Rossi. Devo dire che l'assessore Rossi, col quale stiamo collaborando anche abbastanza bene, perché ha avuto su diverse partite, quindi non su una, su diverse, potrei pensare agli addetti museali, devo dire sta cercando di lasciare un segnale il più possibile, andando ogni tanto, anzi più di qualche volta, se proprio mi si permette, andando anche contro i suoi dirigenti, che però la politica, ci tengo a sottolineare, quello che è successo negli ultimi anni a mio avviso è scandaloso su quasi tutti i livelli, ovvero che la politica, non avendo più le competenze tali, ha lasciato ai dirigenti della pubblica amministrazione fare quel che vogliono. Questo secondo me è stato l'assessore Rossi, ma non solo lui, devo dire ci sono 2 o 3 assessori che invece cercano ancora di fare quello che dovrebbe essere, ovvero è la politica l'ultima a dover decidere, perché altrimenti lasciamo tutto così risparmiamo anche francamente a livello di bilancio. L'assessore, mi ricordo che in quella serata aveva detto: questa è un'opera alla fine turistica. Infatti quello che noi diciamo in maniera forte è che il flusso, oltre al danno ambientale che non sarà di così poco rilievo, ma soprattutto per quanto riguarda la sostenibilità. I numeri paventati, ovvero i 12.000 biglietti che nel piano che ci hanno presentato si credono di poter fare al giorno, secondo noi sono assolutamente irraggiungibili, non esiste, ma soprattutto il tema, anche perché voglio vedere quanti di Opicina e viceversa utilizzeranno l'Ovovia. La puoi utilizzare come all'inizio, quando c'è stato l'entusiasmo del tram, certo, per farti la corsa, ma in maniera abitudinaria voglio proprio vedere. In secondo luogo, il biglietto è stato messo anche per i turisti. Ovvio, lo si può cambiare, ma noi abbiamo chiesto che venisse subito nel piano inserito, è stato messo allo stesso prezzo dei residenti. Quando questo, sì, l'amministrazione della Giunta di Piazza afferma che ci sarà addirittura 1 milione di euro di introito, secondo noi assolutamente no. Qualcuno dall'altra parte dice: beh, ma nessun trasporto pubblico è mai stato inattivo. La nostra è: sì, allora questo non vuol dire che dobbiamo crearne un altro in passivo, perché è vero che il trasporto pubblico locale è sempre questa è una realtà, esatto, no? con la solo un servizio, esatto, però chiarissimo che è molto usato, no? Soprattutto qui a Trieste. È un servizio d'eccellenza, ma che con la sola bigliettazione non sta in piedi, e quindi è la regione che foraggia. Non vediamo perché con i nostri soldi debba foraggiare ulteriormente un'altra opera che francamente abbiamo diversi dubbi sulla sua utilità. Allora, prima della pubblicità ancora sentiamo la telefonata, poi leggo altre mail, sempre ce ne sono alcune sulla cabinovia. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, mi chiamo Gigliola. Gigliola, buongiorno. Buongiorno. Allora, parlerò in triestino perché siamo a Trieste. Prego, qua si può. Eccolo. Qua si può, assolutamente. Allora, quindi volevo dire questo, molto brevemente. Mi instago a Campanelle Alta, sotto il campo del Ballon, per capirsi. Campanelle Alta. Ok, dal ponte dove che passa la 33 in poi siamo stati dimenticati, a parte per il campo del Ballon che sta 100 anni che ha dovuto aspettare, dopo finalmente lo ha fatto, va bene, per l'amor del cielo, ma per il resto noi qua siamo dimenticati, non abbiamo un marciapiede. L'unico tocco di marciapiede che abbiamo è sotto le case rosa, quelle che c'è davanti a via Pagano, e c'è sempre pieno di macchine di sora. Se c'è, ma i vigili, quelli non si di zona, dobbiamo mandare la mail, no, non ne tocca a noi, la devi chiamare qua, la devi chiamare là, cioè qua non c'è una macchina dei vigili seria che passi, che fatti le multe su quell'unico tocco di marciapiede che avevo in tutta Campanelle Alta, tutte le vie, Pagano,
Fonda, indifferente, tutte le vie che va da il ponte in poi fino alla rotonda che ha fatto nuova. Ecco, noi non abbiamo un marciapiede, siamo costretti a camminare in mezzo alla strada, ovviamente le macchine. Però ci sono anche tante case, no? Chiaro. Sì, chiarissimo, signora. Ora, no, mi dico, non vogliamo tanto, visto non avevamo negozi, non avevamo niente, anche Zazero era chiuso, anche se era poco e era caro, però almeno se uno si dimenticava un litro di latte che ha una creatura in casa andava a ciorcere, lo pagava il doppio magari, però almeno aveva il litro di latte che serviva subito. Quasi tanti anziani, non avevamo niente. Capito Gigliola, grazie della segnalazione. È vero, parliamo forse troppo poco della zona di Campanelle Alta, grazie, però è molto abitata, no? Densamente abitata, anche quella ormai, insomma ci sono anche vari insediamenti, quindi grazie di questa segnalazione. Dice la signora, ad esempio, non c'è un marciapiede, solo un piccolo tratto che è sempre affollato da macchine. Anche qua io non me la sento cioè sarebbe troppo facile dire... E non è francamente il mio stile, chiederemo, cioè noi lo possiamo chiedere, sta nel nostro ruolo, dopo sicuramente avremo la parte degli uffici che dirà che ci vorranno, ed è vero, a tutti gli effetti ci vorranno diverse centinaia di migliaia di euro, perché una volta ci avevano veramente mostrato quanto costa e sono delle cifre che credo abbiano sbalordito tutti. Noi lo chiederemo, almeno quantomeno nei tratti, mettiamola così, nei tratti più nevralgici. Quello che sicuramente posso assicurare alla signora, che infatti appena finisce la trasmissione lo farò, manderò una mail alla polizia locale, mettendo in copia anche il vicecomandante, chiedendo per l'appunto che passino in maniera costante, almeno inizialmente, poi con una costanza che può andare anche a diradarsi, ma l'importante è dare il segnale, nel fare appunto delle sanzioni alle vetture che sostano su quell'unico marciapiede che mi pare di aver capito oggi esiste a Campanelle. A Campanelle Alta. Allora dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, a fra pochissimo. Bentornati in diretta, 9:24 del mattino. Allora, siamo in compagnia del consigliere del Partito Democratico, Luca Salvati, che oggi appunto andrà in Consiglio Comunale per discutere anche di questo avanzo del bilancio. Fra l'altro ci sono alcuni suoi emendamenti, consigliere, che riguardano che cosa in particolare? Beh, allora, dobbiamo... Siccome è l'avanzo che riguarda, senza entrare troppo nei tecnicismi, le due parti fondamentali del bilancio sono parte corrente e parte conto capitale. Oggi abbiamo l'avanzo che va sulla parte corrente, quindi su quelle che possono essere le manutenzioni, mettiamole così, ordinarie. Noi crediamo che su tutta una serie di temi, che francamente chi li vive, soprattutto le famiglie da vicino, le palestre, le scuole, debbano essere destinati, tornando anche sempre alla questione della priorità dei fondi, debbano essere destinati maggiori fondi, come anche per le aree verdi. Le verdi, io ricevo veramente tante segnalazioni da parte di molti cittadini che lamentano che la manutenzione del verde è andata significativamente diminuendo. Le aree gioco, quindi anche per quanto riguarda il gioco dei bambini, quindi come dire, fanno parte, abbiamo presentato, nella fattispecie ho presentato questi emendamenti facendo seguito a quelle che sono le maggiori richieste che mi pervengono. Dopo ci tengo già a dirlo, alcune non ho potuto presentarlo perché essendo parte corrente, non appena arriverà invece l'avanzo di bilancio su conto capitale, tipo i marciapiedi, ecco, era un'opera che andrà sicuramente su quella partita là. Telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno, io volevo fare una segnalazione. Prego. Com'è possibile che su via Flavia, all'altezza dell'MD, stanno facendo dei lavori ed è da un 20 giorni circa che nessuno non lavora? Ma c'è qualcuno che controlla questi lavori?
Ecco, e anche vicino che c'è il marciapiede, vicino all'Eurospin, non si riesce neanche a camminare perché ci sono gli alberi che coprono il marciapiede. Capito? Ecco, e su via Flavia, dall'altezza della rotonda di Ili fino al cimitero, è tutto un buco in mezzo alla strada. Grazie, buongiorno. Grazie delle segnalazioni puntuali. Allora, grazie al nostro telespettatore, il nostro ospite si sta appuntando queste segnalazioni per verificare. Spesso sentiamo parlare di cantieri che però si protraggono un po' troppo nel tempo e si ha l'impressione che non ci sia nessuno che lavora, no? Quindi questa è un po' la prima delle segnalazioni che ci ha fatto il signore che ha appena telefonato. Vado a leggere intanto anche altre mail. Riguardo la cabinovia, Daniela ci scrive: buongiorno, a mio vedere progetto assurdo che alla fine sembra più un'ostinazione del nostro sindaco, lo chiamerei un capriccio. Poi ancora Sabrina invece parla di un'altra segnalazione: nella parte bassa di via dei Moreri, dalla posta fino alla salita le automobili arrivano a velocità folli, parliamo anche di 80 all'ora per poi affrontare la salita e in discesa la stessa cosa. Potreste mettere per quelle poche centinaia di metri un autovelox tarato a 30 all'ora o una discussione prima che succede, o un dissuasore, scusate, prima che succeda una disgrazia. Inoltre sono ripresi danneggiamenti alle automobili e questa è una cattiva notizia, con taglio gomme e altri atti vandalici. Grazie Sabrina di avercelo ricordato. Autovelox in questo momento sono, credo che lo sappiamo, sì, in attesa appunto sono sotto osservazione, quindi potremo utilizzare, non so se il termine è più opportuno, sono sospesi, il loro utilizzo è sospeso. E per quanto riguarda i dissuasori, anche su questo, dalla prima volta che sono stato eletto, ricordo ero in circoscrizione, quindi nel 2006, l'amministrazione comunale aveva risposto che i dissuasori non possono essere, ma è una scelta del comune, perché se andiamo già nei vicini paesi, potrei dire Gorizia, Udine, vediamo che così non è. Potremmo, ecco, sarebbe anche facile dire la Slovenia, però siccome è proprio tutto un altro stato non me la sento di citarlo. E quindi i dissuasori non vengono inseriti su determinate strade perché laddove dovessero passare i mezzi di soccorso sarebbe, come dire, non sarebbero appropriati. Secondo me non è una scelta, su questo ho sempre espresso delle mie perplessità, nel senso che a mio avviso capisco la motivazione, la ratio, ma a mio avviso ci sono tutta una serie di strade che invece, soprattutto magari secondarie, ecco, se potremmo così definirle, dove a mio avviso potrebbero tranquillamente essere messi, ma anche su quelle l'amministrazione, come anche sulle zone 30. Io cito invece, perché solo criticare credo che non sia opportuno, a mio avviso in via Carsia invece è stato fatto, a Opicina, è stato fatto una ottima, e non è sicuramente una strada principale, ma non è neanche una strada di terzo o quarto grado, direi che è una seconda strada di buon livello. È stato fatto, secondo me, veramente una buona zona 30, considerato che ci sono anche i marciapiedi, sono state poste, chi la conosce o ci passa sa bene di cosa sto parlando, sono state poste quindi delle isole stringenti ai lati in modo che solo una delle due vetture quando si incrociano possa passare, e sono stati inseriti dei dissuasori. Io credo che quella sia come dire, un buono strumento che possa essere replicato anche in altre zone della città. Quindi, per esempio, avevo chiesto nella zona di San Giovanni, ci sono tutta una serie di vie limitrofe che necessiterebbero di un'azione di questo tipo, però ad oggi nulla si è mosso. Allora, c'è una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Sì, prego. Sono io? Sì, buongiorno. Sì, ecco, buongiorno. Ascolti, mi ho un problema grave perché siamo delle persone anziane che andiamo in barcola e purtroppo con 30-35 gradi la prima scaletta la si è sbarrata perché si stava lavorando, però è tutta la settimana
che si è recintato con la farda per lavoro e noi poveri fino al secondo scala laggiù in ponte per andare un poco in acqua. Invece ieri che i giovani si arrampicava oltre per andare sulla scala, volevamo provare anche noi vestite nelle robe. Invece non arrivavamo, siamo restati incastrati. Allora un signore buona anima e ha cominciato a tirare via un po' di legni. E invece in quel momento è venuto anche un altro signore con un ragazzo disabile e gli ha spaccato tutto, che ha chiuso la legni e potevamo andare in acqua perché era tanto facile, non voleva che sbarri la scala, ma bensì che fatti sul muretto un passaggio. Nessuno andava sul lavoro di loro. Comunque noi tutta la settimana con 30-35 gradi, l'ascolti adesso si è aperto, speriamo che non chiudi di nuovo, che ieri ce l'avevamo un poco rinfrescato anche noi vecete. Grazie. Grazie a lei, buona giornata. Allora, un problema insomma estivo, no? L'abbiamo letto, no? Sì, Da Riveste esatto. è stato riportato. Sì, noi siamo un attimo, lo dico anche ieri, mi sono confrontato col capogruppo, appunto, Giovanni Barbo, che aveva già fatto presente, infatti mi ha girato diversi suoi articoli, diverse sue dichiarazioni, dove del 2021, del 2022, dove c'era anche sempre lo stesso, non so se le scalette fossero le stesse, ma che diverse scalette erano chiuse. Sono passati 4 anni, francamente, e trovarsi, credo, davanti alle stesse situazioni. Adesso torno là, ma per far capire quella che in maniera, spero che davanti a tutto questo stiamo ricevendo delle mail sulla cabenovia e sicuramente è da dare assolutamente lo stesso valore di chi ci chiama, però oggi i cittadini non percepiscono la cabinovia come una priorità, cioè le priorità abbiamo sentito quali sono, cioè dopo ovvio che c'è chi si esprime, come dire, sento di dovermi esprimere davanti a un qualcosa che viene discusso e mi esprimo, ma se alle stesse persone, secondo me, che si sono espresse, dovessimo, o in maniera favorevole, dovessimo chiedere, ma secondo voi è una priorità? A mio avviso risponderebbero di no, perché le priorità sono quelle che ci stanno segnalando in questo momento i cittadini. Marciapiedi, manutenzione di strade piene di buche, che soprattutto che col 2 ruote si trova veramente, cioè rischia veramente di farsi male. Manutenzione del verde, prima il signore aveva detto sul marciapiede non si può passare perché c'è... Cioè, sono queste francamente le priorità, ma soprattutto le cose di base di cui un'amministrazione dovrebbe prendersi cura. E semmai quando queste cose, almeno io la vedo così, quando queste cose trovano appunto la loro, neanche sufficienza, ma la loro manutenzione, le scuole, quindi laddove dovesse essere a posto, allora posso pensare di imbastire un qualcosa di più grande. Ma qua, a mio avviso, negli ultimi anni si fa esattamente il contrario, cioè cercando di spostare l'attenzione altrove. Allora, una telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno Franco Lega. Allora, la cabina via non sa da fare come nei Promessi Sposi, no? Praticamente è dispendiosa, no? Anche per le manutenzioni, e non rende niente, come il tram di Ozzina lì, che chi diceva l'altro giorno che costa 1 milione all'anno, se non 1 miliardo, non lo so. Ai cittadini. Un'altra cosa volevo dire, i lavori che vanno per le lunghe, andate a vedere cosa ha fatto l'ingegner Cecconi a nord di Spilimbergo, a Pielugo. Praticamente ha fatto un contratto con gli austriaci e li ha fregati 2 volte per le gallerie gallerie che l'ha fatto praticamente. Andate a copiare, no, se non siete in grado. Un'altra cosa poi volevo dire, è stato fatto 15 giorni fa la giornata degli alpini lì a Conegliano, ma praticamente in Parlamento e anche in Regione, perché non si può mettere un po' di alpini che hanno fatto bene, hanno fatto tutto in regola, nessun disguido, eccetera, eccetera, e non parolai come abbiamo ora in Parlamento e in Regione.
Viva gli alpini, insomma, mandi. Grazie Franco, buona giornata, grazie. Allora, copiare io... Copiare va bene, insomma, sono sempre stato dell'idea... delle buone pratiche. Ma non solo, ecco, copiare migliorando, cioè io cerco di, francamente, se siamo a scuola e lei la mia vicino di Manco, Teresa Bucarella, io non solo cerco francamente di copiare, ma se penso che c'è un qualcosa che posso inserire e so che è cosa buona, la metto dentro, quindi non è che aggiunge, no? Cerco di aggiungere, sì, ma su questo il signor Franco mi trova pienamente d'accordo e a mio avviso veramente o non lo facciamo per una questione di orgoglio, guardi, chi di noi credo che nella vicina Capodistria, Koper, così utilizzo tutti e due i termini, ha modo di andare, no? Negli ultimi hanno fatto su quel lungomare che non ha, cioè, francamente nulla, insomma, no? Rispetto al nostro, adesso con tutto il rispetto, carino quello che è, ma rispetto alle nostre potenzialità hanno fatto veramente qualcosa di eccezionale. I campi, la fontanella, ero l'altro weekend con mia figlia, no? Con questi spruzzi. Io spero che adesso che si parta con la riqualificazione, anche là staremo a vedere di Porto Vecchio, come dire, saremo capaci di, vedendo quindi a pochi chilometri da noi quello dice bene, ok, possiamo fare un qualcosa di molto più bello utilizzando alla fine diventerà un lungomare che francamente ci inviderà tutto il paese, perché sarà un qualcosa veramente che spesso ovviamente noi trestini, avendo quell'area, non avendone potuto goderne, quindi l'accesso per diversi anni non c'è molto chiara, noi che abbiamo avuto la possibilità invece di andarci anche in quel caso a fare dei sopralluoghi abbiamo visto che veramente ha delle potenzialità enormi. E quella è l'impressione, no? Anche noi per il nostro lavoro ci andiamo magari appunto a fare le immagini, quindi ci si rende conto di quanta potenzialità ci sia dietro tutta quell'area enorme. Quindi copiare assolutamente sì. Va bene, allora dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, a fra pochissimo. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora siamo sempre in compagnia di Luca Salvati, consigliere comunale del Partito Democratico, qui con noi per rispondere alle vostre tante telefonate e mail. Allora sentiamone subito una di telefonata. Allora, pronto, buongiorno. Buongiorno Laura, sono Diego. Buongiorno Diego. Io volevo approfittare della presenza dell'ospite di Salvati. Allora, partiamo da quanto accaduto un paio di giorni fa a Duino. Sì. Dove un ladro si è impossessato di borse, telefonini e per chiudere in bellezza ha percosso a bastonate con un legno, se non ricordo male, una donna, un abitante del luogo. Cosa sta succedendo invece a Barcola, mi sto chiedendo io, perché anche qua leggevo l'altra sera rissa in pineta, bagnanti costretti a spostarsi eccetera, ma soprattutto chiedo appunto a Salvati e lo chiedo in generale a quello che accade in un consiglio comunale, come mai dopo 2 anni di distanza dalle mareggiate abbiamo 4 topolini fuori uso, la telefonata poco fa della signora che ricordava come ogni santo anno ci sono problemi con le scalette a mare, per cui mi chiedo se questo è il modo di accogliere non solo i turisti, ma di accogliere i cittadini, i barcolani, i triestini, che considerano appunto il discorso del litorale che mi va dalla Pineta al Bivio come una propria eredità da tramandare anche alle future generazioni. Un commento sulla riviera barcolana, sperando che le scalette vengano riparate, non dico in giornata, ma entro la settimana. Con questo vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Grazie Diego, grazie, buona giornata. Guardi, per me mi dà un assist il signor Diego, come dire, anche abbastanza facile, perché per noi viene detto l'opposizione fa no, alla fine basta che no, perché l'opposizione adesso in questi anni ha
portato, come anche oggi che abbiamo parlato dell'assestamento, ha portato anche delle proposte, proprio in virtù del fatto, un po' perché sta nel nostro stile, quello di, come dire, portare, cercando poi, stante la situazione, di portare un qualcosa di migliorativo e non solo di criticare. Di queste proposte, oggi, dopo cerco di rispondere puntualmente al signor Diego, di queste proposte, anche quelle che sono state accolte in diversi, soprattutto nel bilancio, che è per antonomasia il momento più importante, dove appunto l'amministrazione può far sua o meno determinati emendamenti. In poche parole, ecco, l'emendamento che cos'è? Noi chiediamo, per esempio, quello che ho presentato sulle aree giochi e sul verde, chiedo che un tot di soldi presi da una parte vengano messi sull'altra. Alcuni emendamenti li hanno fatti propri nel corso degli anni, però oggi noi ci stiamo rendendo conto che non è stato dato seguito. Cioè, quindi anche laddove come siamo stati clementi, vi siamo venuti incontro noi della maggioranza, voi dell'opposizione. Io avevo presentato, faccio un esempio molto pratico, un emendamento dove chiedevo nella zona alta vicino a Tigua al MIB, quindi quella dell'area del Ferdinandeo, di ampliare l'area giochi. Sappiamo che c'è un campo di bocce, ci sono 2 tavoli di ping pong, di ampliare e di verificare la fattibilità solo nell'area alta, perché sappiamo che la luce, l'illuminazione potrebbe, visto che ci sono anche degli animali, ma solo nell'area alta, di provare con le tecnologie di oggi di andare a verificare un'illuminazione, quindi utilizzando come dire, delle specie di luci, adesso spiegarvelo non è facile, che però si alimentano, in poche parole, con dei pannelli solari. Nulla è stato fatto. Questo ho fatto un esempio perché ovviamente me lo ricordo, essendo stato un mio emendamento. Andando quindi a Barcola. Ma su Barcola noi abbiamo e continuiamo ad avere dei seri dubbi, non solo sulle tempistiche, torno a dire, sulle scalette dal 2021, che denunciamo il fatto che ogni anno i cittadini si trovano di fronte alla stessa situazione. Sui topolini, come ben ricordava il signor Diego, 4 di questi non sono utilizzabili, ma la cosa che più ci, senza nulla togliere, quindi anche su questo non siamo affatto soddisfatti, ma la cosa che veramente più ci desta preoccupazione è che nel rifacimento di questi lavori non sia ancora prevista quella che secondo noi dovrebbe essere la prevenzione, perché oggi, se dovesse riaccadere quello che è successo anni fa, siamo di nuovo appunto a capo, cioè non è stata prevista una struttura di contenimento, una struttura comunque all'avanguardia, quindi rischiamo di andare a spendere, anzi neanche, perché le opere appunto sono ancora, molte sono ferme, ma non solo, rischiamo di ritrovarci. Per noi questo è veramente, cioè è l'assurdo col quale questa amministrazione sta agendo. Chiaro. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno, sono Giuseppe. Giuseppe, buongiorno. Brevemente, adesso non so, vorrei portare il discorso, magari se l'avete già fatto. Comunque, volevo fare un'osservazione, così un'analisi che avevo, una riflessione, no? Cioè, noi praticamente, se andiamo indietro nella storia, vediamo che lo schiavismo dei negri, in questo caso dell'Africa, veniva perpetrato dalle tribù stesse che andavano a portare via, a prendere i più deboli, li portavano sulle barche o sui porti e li portavano negli Stati Uniti di qua e là. Noi praticamente oggi cosa facciamo? Facciamo praticamente un neocolonialismo. Cosa facciamo? Non andiamo più a prendere in Africa così che ce li portiamo qua, li paghiamo perché vengano qua, oppure se vengono li manteniamo. Io dico, questa irrilevante presunzione dell'Europa, che vuole, diciamo così, dimostrarsi democratica, accogliente, invece che star lì a discutere tra di loro, tra Macron che vuole mandare le truppe in Ucraina, questi che vogliono riarmarsi, perché non ci concentriamo a pensare a un paese che ha 2,5 miliardi di persone e veramente dare un aiuto in maniera di portare le cose a casa loro? Cioè, se io devo fare un ospedale lo faccio a casa loro, non lo faccio qui, così ho 50.000 migranti che vengono qua e vanno a riempire i pronti soccorsi. E non è una tifoseria, è un ragionamento che secondo me a lungo termine va visto. I cinesi, una volta parlavo con una signora
di colore, che era comunque una professionista, e mi ha detto: l'Europa cosa ha fatto per noi? Niente. I cinesi cosa hanno fatto per noi? Le dighe, le strade, le ferrovie. È ovvio che c'è già una colonizzazione diversa. Ecco, io vorrei riflettere su questo piuttosto che stare lì a tirarsi per i denti per questioni politiche o di difesa. Cioè, concentriamoci al futuro, pensare. E poi l'ultima cosa chiedo: cosa succede con il porto di Trieste, che è il commissariato? Mi può spiegare brevemente, o lei oppure il vostro ospite? Grazie. Capito, chiarissimo, grazie Giuseppe, buona giornata. Allora, mi ero dimenticato, e dopo mi ricollego al Giuseppe, ma sono abbastanza... mi ero dimenticato di rispondere di fare una riflessione, rispondere mi sembra eccessivo, sulla questione di quello che sta del signor Sempre Diego, quello che sta succedendo in città riguardo le risse. Guardi, abbiamo chiesto, io sono stato il primo firmatario, no? Nel chiedere il consiglio straordinario sulla sicurezza. È stato un consiglio, credo, dove anche la maggioranza ci ha riconosciuto la bontà di averlo richiesto, però non ne veniamo fuori. Non ne veniamo fuori perché, a mio avviso, questa è la mia posizione che avevo in quel momento, che continuo ad avere, finché non si inizia a prendere, non si iniziano ad assumere delle decisioni importanti su questo tema, e non continuando a colpevolizzare, quindi mi rifaccio anche adesso al tema dell'immigrazione dicendo è stato il centrosinistra che ha governato, che in parte lo posso anche riconoscere, e adesso mi soffermo in che termini. Noi abbiamo sbagliato nel fare mera accoglienza e nel non fare integrazione. Alcuni mesi fa, la Confindustria, in un convegno che si è tenuto, se non erro, non ricordo se a Monfalcone o a Gorizia, ha detto in maniera molto chiara: noi abbiamo bisogno degli immigrati, perché determinate mansioni i nostri cittadini, legittimamente, non le fanno. Quindi senza di loro, Fincantieri credo che sia veramente l'emblema di questo ragionamento, anche perché le persone che sono oggi Fincantieri, a me non risulta che nel Monfalconese ci siano queste risse, quindi sono veramente di una cultura, credo, anche abbastanza pacifica. Noi ne abbiamo assolutamente bisogno, perché senza di loro non solo non abbiamo manodopera, ma lo ha detto diverse volte anche il presidente dell'INPS, guardate che qua il sistema rischia di crollare. Noi non possiamo sottovalutare questo fatto. Poi che ci sia una necessità, che ci sia debba essere svolto un ragionamento di più alto, e portando l'esempio della Cina, anche perché i cinesi sono molto più concreti di noi, su questo c'è poco da grandissimi lavoratori, un po' come mi sento di dire i friulani di un tempo, ai quali nonostante la rivalità Triestina-Udine, però dobbiamo riconoscere che si sono rimboccate diverse volte nella storia le maniche, si sono tirati su in maniera egregia, sul fatto che una mano è anche importante, anzi la prima vada data nei loro paesi attraverso la costruzione di scuole, di ospedali. Sì, mi trovo perfettamente d'accordo, poi ovviamente in questi paesi però le situazioni politiche devono essere delle situazioni come dire, di serenità e di tranquillità, perché va a finire che tu vai ad investire e dopo come dire, quindi bisogna sapere anche, ma mi trovo assolutamente d'accordo, non perché anche ovviamente poi per arrestare quello che è il flusso, il più possibile il flusso migratorio, ma non in un termine perché non li vogliamo, ma soprattutto perché quale persona vorrebbe abbandonare, questo è secondo me il centro del discorso, quale persona vorrebbe abbandonare casa sua e andare altrove. Allora, rispondendo invece sul porto di Trieste, insomma la situazione è ancora un po' in stallo, no? Beh, ancora un po' è un eufemismo. È un eufemismo. È abbastanza in stallo. Allora, lei è più delicata di me, giustamente. Nominato il commissario straordinario appunto per il porto, in attesa, si diceva, del perfezionamento, insomma, dell'iter burocratico necessario per dare così il nome del presidente, per l'insediamento del presidente, ma in realtà al momento insomma è ancora fermo. Sì, non ci è piaciuto assolutamente
assolutamente il passaggio del... Poi quando si inizia a attribuire quello di una parte politica piuttosto che dell'altro, del professor Torbianelli. Professor Torbianelli, credo che non si sia iniziata bene, come dire, la gestione del... Ahimè, dico la verità, non è facile trovare, io un po' ogni tanto, scusate se faccio la parentesi calcistica, ma mi è difficile quando l'Ancelotti va via, o anche se vogliamo, anzi, guardiamo, scusate, ho fatto un passaggio, ma tornando al calcistico, visto che anche noi ne abbiamo, trovare un degno sostituto del Tesser di turno, e quindi dell'Agostino per quanto riguarda il Porto, non è cosa facile, però ci sono delle vie di mezzo. Qua secondo me non si sta centrando neanche la via di mezzo, perché, torno a dire, la rimozione del segretario generale a nostro avviso è stato veramente, e dimostra che i giochi di potere spesso prevalgono su quello che dovrebbe essere invece l'interesse del Porto, insomma, di tutta la città e della regione, oserei dire, insomma. Una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno dottoressa Querela, sono Attilio. Attilio, buongiorno. Buongiorno, saluto con piacere anche il consigliere Salvati, che ho avuto opportunità di incontrare brevemente in Piazza Unità nei giorni scorsi e su cui mi sono confrontato propositivamente. Come sa il consigliere Salvati, io non appartengo alla sua corrente politica, ma apprezzo moltissimo, come ho detto, diviso al consigliere, il suo approccio, che trovo, e il suo modus parlandi, come si suol dire, che è sempre molto equilibrato, e quindi questo mi fa molto piacere in linea di principio. Ora vorrei tornare brevemente al discorso cabino via, consigliere. Quello che è un fatto che lei ha detto giustamente, noi non siamo tecnici e quindi giustamente ci sono tecnici che devono fare il loro mestiere, ma seguiti da una logica che non può essere che politica, e questo ci sta tutto. Io faccio un discorso totalmente bipartisan in questo caso. Io sono pro cabino via, però pronto a tirare su la carta, come si suol dire giocando a poker, nel momento in cui mi si dimostra nei fatti che la cabino via sarebbe un'opera totalmente onerosa, senza speranza di andare nemmeno, non dico inutile, ma nemmeno in pareggio. Bene, fino ad oggi io, al di là delle dichiarazioni, dei numeri, 12.000 passeggeri all'ora, non ho visto uno semplice schemino fatto da chi ne ha cognizione, che si chiama visibility study, cioè studi di fattibilità, e un business plan che nei numeri oggettivi dimostri che la cabino via oggettivamente non ha ragione di esistere, e questo in un quadro sistemico di sviluppo anche turistico che questa città sta, io ringraziando il cielo, conoscendo, e sempre più di qualità, devo dire, diversamente da altre città come Venezia, e quindi mi farebbe molto piacere che nell'ambito della politica, e se vi fa piacere mi presto a farlo perché è mia professione, è stata per quasi 40 anni, avendo a disposizione i dati veri di quello che potrebbe essere la realtà di questa struttura, e questo al di là degli aspetti di impatto come dire ambientale piuttosto che, concludendo a dire che io che ho votato Ili per 3 candidature ai tempi che furono, e certo non rappresentava la mia appartenenza politica, ho votato l'uomo. Sì. E prima l'uomo e imprenditore. Ora, detto questo, anche in quel caso è stato fatto, se vi ricordate bene, un progetto molto affascinante ma assolutamente fuori luogo, del tram in sospensione magnetico in via Mazzini, che è costato ai cittadini e che è costato disagi che poi sono andati tutti niente. Vi ringrazio molto. Grazie a lei Attilio, buona giornata. Purtroppo siamo proprio in chiusura, volevo dire 2 parole su guardi, io posso, noi sappiamo che il Comitato Nuovo Via ha fatto uno studio importante dimostrando che appunto sarebbero se e che adesso se mi vuole mandare appunto una mail, perché non ho i suoi, anzi chiedo scusa di non averli chiesti quella mattina che ci siamo incontrati fuori dal Despra in Piazza Unità,
e se mi vuole mandare una mail, tanto è luca.salvati@comune.trieste.it, posso tranquillamente fargli avere lo studio elaborato dal Comitato Nuovo Via. Così potete discutere anche su questo, perché mi sembrava interessante anche il signore che metteva a disposizione la propria professionalità su questo argomento. No, e soprattutto bellissimo l'intervento iniziale di apprezzamento nei confronti dei consiglieri Salvati. È vero, no? Assolutamente. Allora grazie consigliere Salvati, che torniamo a invitare qui quanto prima, insomma, a Sveglia Trieste. Grazie di essere stato con noi. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, buon proseguimento di giornata.